Dunque il webinar di oggi è l'ultimo del secondo ciclo di webinar tenuti dalle varie unità di ricerca, capofila Udine, le altre sono l'Aquila, Milano Statale e appunto Bologna, e gli altri si sono occupati rispettivamente l'unità dell'Aquila del lavoro povero oltre la subordinazione, quella di Udine di lavoro povero e formazione per l'occupabilità, l'Università di Milano Statale di proposta di direttiva europea sul lavoro tramite piattaforma, potenzialità e limiti nella prospettiva del decent work. Noi ci occupiamo nell'ambito del programma della nostra unità che riguarda le politiche di contrasto al lavoro povero. Abbiamo deciso oggi di occuparci di pluralismo contrattuale e retribuzioni minime. Nelle nostre intenzioni il seminario dovrebbe aggiungere un tassello importante al quadro che ho ricordato, rappresentato dai temi affrontati dalle altre unità di ricerca, grazie al prezioso contributo delle colleghe e dei colleghi che hanno accettato di intervenire, che ringrazio nuovamente. L'idea di fondo è che discutendo di lavoro povero e più in generale di povertà non possa tralasciarsi una riflessione approfondita sul ruolo del sindacato e della contrattazione collettiva in un sistema come quello italiano, peraltro non solo il nostro, fortemente indebolito dalle ricorrenti crisi economiche interne ed internazionali e per di più privo di una legislazione organica sulla contrattazione collettiva. In questo modo le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro hanno il difficile compito di promuovere le condizioni di lavoro quantomeno dignitose sotto profili centrali quali la retribuzione, l'utilizzo delle tipologie contrattuali flessibili, gli orari di lavoro. Tutti istituti che, come dimostrano le molte ricerche ormai disponibili sul tema della povertà nel lavoro, se non regolati in modo adeguato, contribuiscono ad alimentare, ad aggravare il problema della povertà nel lavoro. Le questioni sul tavolo sono numerose per il sindacato e per la contrattazione collettiva, come emergerà anche dagli interventi di questo pomeriggio, alcuni dei quali saranno dedicati a questioni di rilevanza trasversale per il governo delle relazioni industriali, come i perimetri contrattuali, gli ambiti organizzativi del sindacato, le filiere di appalti e subappalti. Altri interventi si soffermeranno su ambiti tematici più settoriali come la logistica, l'agroalimentare, il settore pubblico, i rider del food delivery, ma tuttavia particolarmente altrettanto interessanti poiché indicativi del complessivo stato di salute nel nostro sistema sindacale. Un assetto di questioni, un insieme di questioni che rendono sempre più problematica, mettendola in crisi, la cosiddetta via giudiziale alla determinazione delle retribuzioni adeguate. E d'altro lato sono profili, nodi difficili da districare che rendono, secondo molti, secondo di più, ormai necessario un intervento del legislatore tanto in tema di salario minimo legale quanto di contrattazione collettiva e di rappresentanza. Insomma, di carne al fuoco ce n'è tanta, come ho cercato di sintetizzare velocemente. Visto che gli interventi sono 8 e tutti importanti, considerato i tempi, credo che al massimo ciascuno dei nostri interventori avrà un quarto d'ora e dovrò essere attento a, diciamo, a chiedervi il rispetto proprio per dare la possibilità a tutti di intervenire. Quindi seguiremo l'ordine. Giulio Centamore, Giuseppe Recchia, Sandro Mainardi, Orsola Razzolini, Alberto Cristoferrato, Piera Campanella, Olivia Bonardi e Federico Martelloni. Io chiedo a Giulio, che sarà il primo interventore, Giulio Centamore, ricercatore dell'Università di Bologna, sul tema della libertà sindacale, categorie contrattuali e contrasto agli accordi pirata,
se sia opportuno che disattiviamo il video quando non parliamo, ecco, per sentire un audio, una connessione più agevole. E intanto cedo la parola a Giulio, grazie. Benissimo. Anzitutto, nuovamente un saluto a tutte e a tutti anche da parte mia e grazie Presidente per la parola. Inizio subito con il mio intervento per cercare di contenerlo nei tempi indicati e non andare oltre. Inizio in particolare da una considerazione. Io credo che si possa affermare che la consapevolezza dell'esistenza di una correlazione tra i problemi della contrattazione collettiva, la questione salariale e il rischio dell'emergere di nuove povertà non riguardi più, non sia più circoscritto ad una ristretta cerchia di accademici che si occupano di queste questioni nel diritto del lavoro, nell'economia del lavoro, ad alcuni magistrati del lavoro e ad alcuni sindacalisti, ma che in qualche modo questo tipo di consapevolezza inizia anche a farsi strada all'interno della stessa opinione pubblica. Si tratta infatti di questioni che ormai vengono affrontate con una certa regolarità dai giornali, dalle televisioni e naturalmente anche nei social media. E in particolare lo spunto per una riflessione di questo tipo a me è venuto alcuni mesi fa, in febbraio, quando ho assistito ad una puntata del programma di Rai 3, Presa Diretta, condotto da Iacona, che era dedicata al tema del salario minimo. In quella puntata venivano analizzate, sia pure naturalmente con un approfondimento di tipo televisivo, questioni quali i bassi salari, la precarietà nel lavoro, la sicurezza sul lavoro, specie per chi è impiegato con contratti precari, l'emergere di nuove povertà e questioni legate alla contrattazione collettiva. A quest'ultimo proposito in particolare venivano venivano mostrati dati che noi tutti come addetti ai lavori conosciamo relativi ai famosi quasi 1000 contratti collettivi di settore depositati presso l'archivio dei contratti pubblico del CNEL. E dal riguardo veniva anche intervistato il ministro del lavoro Andrea Orlando, il quale, nell'ambito naturalmente di un ragionamento più complesso di così e che io non posso che semplificare, a un certo punto si impegnava durante la trasmissione a promuovere l'adozione di una norma che obbligasse le imprese che nel settore edile lavorano con il cosiddetto superbonus 110% a dare applicazione ai contratti collettivi stipulati dai soggetti comparativamente più rappresentativi per i sindacati e per le organizzazioni datoriali all'interno della categoria. Si trattava naturalmente di una risposta, diciamo così, di tipo televisivo, cioè una risposta che consentisse, una risposta rivolta al grande pubblico e che consentisse all'ascoltatore di avere, diciamo, un risultato concreto, un risultato immediatamente comprensibile, anche un risultato facilmente realizzabile. Ma si trattava, a mio avviso, a mio modo di vedere, anche di una risposta significativa di un certo stato di cose del nostro diritto sindacale. Ora, effettivamente una norma di questo tipo è stata poi adottata, è stata poi emanata. Si tratta nella specie dell'articolo 23 bis del decreto legge 21 del 2022, cosiddetto Ucraina bis, norma introdotta in sede di conversione in legge del provvedimento e che nella sostanza impone alle imprese del settore edile che lavorino con i bonus ristrutturazione in presenza di lavori di valore maggiore di 70.000 euro di dare applicazione al contratto collettivo del settore edile stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Ora, una norma del genere in sé, a mio avviso, è sicuramente condivisibile perché in qualche modo sposa un principio condivisibile. Tuttavia, essa mi sollecita due considerazioni. La prima, si tratta di uno dei pochi, a quanto mi consta pochissimi casi in cui nell'ambito di una legislazione di rinvio dalla legge alla contrattazione collettiva, in particolare sul modello della norma incentivo, il legislatore individua nella sostanza in modo univoco il contratto collettivo al quale il datore di lavoro è tenuto a dare applicazione. L'altro esempio che onestamente mi viene in mente viene dalla legislazione addirittura in materia portuale, nell'ambito del cosiddetto contratto collettivo unico dei porti.
contratti, ma si tratta appunto di casi limitatissimi. E questo in qualche modo è significativo. Probabilmente la specificità può essere giustificabile dalla particolarità del settore edile, specie per quanto attiene alle esigenze di sicurezza sul lavoro, ma la cosa in qualche modo credo che sia interessante ed andava segnalata, perché in questo caso siamo quasi più vicini al modello della legge Vigorelli che non al modello tipico delle norme incentivo di rinvio dalla legge alla contrattazione collettiva. Seconda considerazione di portata per così dire più generale, che mi porta verso il tema vero e proprio dell'intervento, è la seguente. Si tratta comunque di un'altra ipotesi, di un'ipotesi che si aggiunge all'elenco ormai nutrito di casi, di disposizioni in cui il legislatore impone ai datori di lavoro direttamente o indirettamente, cioè mediante l'utilizzo dei parametri di trattamento, di applicare i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative nell'ambito della categoria. Gli esempi ormai sono molti e grosso modo li conosciamo. Le imprese che usufruiscono di sgravi contributivi sono obbligate a dare applicazione a questi contratti collettivi. Nell'ambito della normativa sugli appalti pubblici e sulle pubbliche concessioni esiste un obbligo simile. Per quanto attiene alle società cooperative, vi è la disciplina che conosciamo che obbliga ad applicare questo tipo di contratti, lo stesso vale per le imprese del terzo settore, e questi sono soltanto gli esempi, diciamo così, più noti e più significativi. Ora, io credo che a 7 anni di distanza ormai dalla fondamentale sentenza 51 del 2015 della Corte Costituzionale, che ha considerato legittimo il rinvio ai contratti collettivi nell'ambito della normativa in materia di società cooperative, si sia consolidato o si stia consolidando un orientamento presso la giurisprudenza di merito e di legittimità e presso il Consiglio di Stato. In quest'ultimo caso, naturalmente, per quanto attiene alla normativa in materia di appalti pubblici. Ora, io vorrei soffermarmi con qualche considerazione soltanto nel tempo a mia disposizione sulle due principali questioni problematiche che solleva la normativa che impone, come dicevo, ai datori di lavoro di dare applicazione ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative della categoria. E questi problemi, come sappiamo tutti, sono legati da un lato alla questione della rappresentatività delle organizzazioni stipulanti e dall'altro all'individuazione della cosiddetta categoria contrattuale. Ora, rispetto al primo punto, quello relativo alla rappresentatività. Alcuni anni fa, lo sappiamo tutti, eravamo quasi sul punto, eravamo convinti di essere sul punto di vedere adottata una normativa, un meccanismo di misurazione effettiva della rappresentatività delle organizzazioni stipulanti per quanto riguarda le organizzazioni sindacali dei lavoratori sulla base del dato associativo e del dato elettorale, per quanto riguarda le organizzazioni datoriali sulla base di altri criteri individuati dalle parti sociali. Ora, tuttavia, possiamo, credo, affermare con tranquillità che un modello di questo tipo non è più divenuto operativo e non sembra che sia all'orizzonte una soluzione in questo senso. Non sembra che arriveremo nel breve termine ad una normativa di questo tipo. Alla luce di ciò, e dovendo la giurisprudenza comunque dare applicazione a normative quali quelle che ho menzionato, che ho brevemente elencato prima, credo che sia compatibile, che sia condivisibile, in qualche modo comprensibile, se vogliamo, il fatto che si stia consolidando un orientamento secondo il quale la rappresentatività comparativamente maggiore che serve per individuare il contratto collettivo applicabile viene individuata mediante la cosiddetta affiliazione, che si tratti di una rappresentatività per affiliazione. In sostanza, la giurisprudenza, tanto di Cassazione quanto nel Consiglio di Stato, a quanto mi pare, considera comparativamente più rappresentative le organizzazioni di categoria affiliate a CGIL, CISL e UIL per quanto riguarda il lato dei lavoratori e alle principali organizzazioni datoriali per quanto riguarda la controparte. Ora,
Nell'ambito di questo orientamento mi sembra di poter individuare, seppur con una certa semplificazione dovuta naturalmente ai tempi dell'intervento, due varianti, diciamo così. In una prima variante questa rappresentatività per affiliazione è anche una rappresentatività quasi di tipo presunto, se non, si diceva un tempo, di tipo storico. Quindi vengono considerate comparativamente più rappresentative le organizzazioni di categoria affiliate a CGIL e CISL e UIL, senza che in giudizio però ciò sia corroborato da elementi o dati di fatto. Un secondo orientamento, che invece è una seconda variante, se vogliamo, di questo orientamento, che sicuramente è più condivisibile, cerca invece di sostenere, di corroborare questo tipo di giudizi con alcuni elementi, con alcuni dati di fatto, che seppur non sono facili da reperire, sono comunque in qualche modo utilizzabili. Ciò tuttavia dipende, è evidente, per un verso da come viene impostata la causa dal punto di vista istruttorio da parte dei soggetti, delle parti della causa, oppure in alcuni casi stiamo vedendo anche questo dall'analisi del contenzioso, per così dire dalla buona volontà del giudice che fa uso dei propri poteri istruttori per cercare di individuare gli elementi su cui basare il giudizio di rappresentatività, ma pur sempre di una rappresentatività per affiliazione si tratta. Ora faccio una considerazione a questo proposito. Chi si occupa un minimo di queste tematiche è sicuramente a conoscenza del fatto che sono ormai reperibili, accessibili, scaricabili gratuitamente dal sito del CNEL i dati relativi al numero esatto di datori di lavoro e di lavoratori ai quali si applica o dai quali è applicato ciascun contratto collettivo depositato presso l'archivio pubblico dei contratti del CNEL, e questo grazie ad un collegamento tra le banche dati del CNEL e le banche dati, in particolare Uniemens, dell'INPS. E si tratta evidentemente di un risultato storico, di un risultato importantissimo per la conoscenza delle dinamiche delle nostre relazioni industriali, perché ciò ci consente finalmente di dare un peso esatto a ciascun contratto collettivo in relazione alla sua applicazione in concreto da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori. E questo ha consentito a chi ha guardato, a chi ha studiato questi dati, in qualche misura, se volete, diciamo così, di ridimensionare la portata della contrattazione pirata nell'ambito del nostro sistema di relazioni sindacali. È evidente infatti che i contratti collettivi stipulati dai principali sindacati, dalle principali organizzazioni datoriali, siano di gran lunga più importanti, di gran lunga più applicati dei contratti collettivi firmati dalle organizzazioni minori, meno rappresentative, in alcuni casi addirittura semisconosciute. Ora, da quando sono usciti questi dati, da quando sono stati resi pubblici, vi è stato un dibattito, soprattutto tra gli studiosi, circa la possibilità, l'eventualità di utilizzare questo tipo di dati anche nei giudizi, anche in giudizio nell'ambito della misurazione della rappresentatività sindacale. In che senso? Ciò sulla base di una logica in qualche modo semplice, elementare e in sé condivisibile, che è questa. Se un contratto collettivo è di gran lunga il più applicato, è particolarmente applicato nell'ambito del proprio settore di appartenenza, allora vorrà dire che le organizzazioni che lo hanno stipulato sono quelle più rappresentative, o comunque si potrà, come dire, rinforzare un giudizio di rappresentatività. Perché? Questo sulla base del seguente ragionamento. Se quel contratto collettivo è quello di gran lunga più applicato, vuol dire che le organizzazioni che lo hanno firmato sono state in grado di imporlo nell'ambito del proprio settore di appartenenza ai datori di lavoro e ai lavoratori. Il ragionamento sostanzialmente è questo. In sé, dicevo, è condivisibile, può anche rappresentare un elemento utile per i giudizi di questo tipo, in questo tipo di controversie, ma vi è anche un rischio che alcuni settori della dottrina effettivamente hanno segnalato fin dall'inizio di questo tipo di dibattito. Qual è questo rischio? Il rischio è che se i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni minori iniziano a diffondersi molto tra le imprese, tra i datori di lavoro, per il fatto naturalmente che offrono condizioni lavorative più vantaggiose dal punto di vista dei salari, dal punto di vista dell'orario di lavoro, da altri punti di vista, allora si innescherà una sorta di circolo vizioso per cui, crescendo la loro applicazione, queste organizzazioni potrebbero anche iniziare a sostenere, a
corroborare l'idea che siano invece rappresentative, che siano radicate nell'ambito del proprio perimetro. E vi è in realtà già qualche esempio di questo tipo. Guardando i dati che citavo prima del CNEL, infatti, in relazione all'importantissimo settore del terziario, il contratto collettivo di gran lunga più applicato è quello storico del settore, il Confcommercio. Il secondo è quello Confesercenti, ma il terzo contratto più applicato al momento risulta essere quello firmato da Ampit e Cisal Terziario, quindi è un contratto che effettivamente si sta facendo strada in questo importante settore dell'economia. Andando verso la conclusione, faccio qualche considerazione invece sull'altra grande questione problematica, ossia quella della categoria contrattuale, quella dell'individuazione dell'ambito di applicazione dei contratti collettivi. Ora, come dicevo, l'orientamento... Giulio, scusami, interessantissimo, poi il quarto d'ora è già passato, ti do un minuto. Chiudo allora. Un minuto. Chiudo senz'altro. In conclusione, brevissimo, secondo l'orientamento che si sta consolidando, i contratti collettivi che possono essere applicati in giudizio sono quelli stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sulla base di un giudizio per affiliazione, ma che siano anche coerenti, compatibili quanto al proprio campo di applicazione con il tipo di attività svolta dal datore di lavoro, anche se in alcuni casi in giudizio viene in rilievo anche il tipo di attività svolta dal singolo lavoratore, e questo però in particolare avviene quando si tratta di imprese che svolgono una pluralità di attività, di servizi, cosiddette imprese multiservizio. Ora, non si tratta di un superamento dello storico orientamento sostenuto anche dalla Cassazione a sezioni unite del 97 sull'inapplicabilità dell'articolo 2070 ai contratti collettivi di diritto comune. In qualche modo questo orientamento si affianca adesso, non lo supera, lo completa, per così dire. E questo perché è pacifico che i datori di lavoro possano applicare un contratto collettivo che non sia coerente dal punto di vista del campo di applicazione con l'attività svolta, ma nel caso in cui venga a rilievo una normativa sul modello di quelle che ho menzionato, appalti pubblici o cooperative o altri esempi, è inevitabile che il giudice, per individuare il parametro di trattamento adeguato, faccia riferimento alla tipologia di attività svolta dal datore di lavoro. Questo naturalmente non supera tutti i problemi, perché sappiamo che in relazione a certe attività è possibile che vi siano 2, 3, 4, 5, 6 contratti potenzialmente applicabili. Ecco, in situazioni di questo genere, con contratti firmati da soggetti rappresentativi e che abbiano un campo di applicazione compatibile con le attività del datore di lavoro, io credo che il giudice debba mostrare particolare prudenza nel dare preferenza all'uno o all'altro per evitare di violare, per così dire, il principio di libertà sindacale, salvo che naturalmente venga in gioco, sia in discussione l'applicazione dell'articolo 36 della Costituzione, per la ragione che il contratto collettivo applicato abbia una paga, abbia dei livelli salariali illegittimi rispetto all'articolo 36, poiché troppo bassi, come abbiamo visto nel filone che tutti conosciamo del contratto collettivo vigilanza privata e servizi fiduciari. Ho concluso e scusate se ho sforato di qualche minuto. Grazie per l'attenzione. Dicevo benissimo Giulio, grazie. Stavo vedendo una domanda nella chat che riguarda proprio il tema, l'ultimo che stavi affrontando. Una cooperativa sociale che svolge attività educativa di gestione scuola paritaria, media e superiore, può applicare il contratto collettivo cooperative sociali, è obbligata ad applicarne uno specifico inerente al settore scolastico della serie prevale la categoria cooperative, oppure l'attività effettivamente svolta? Tema bellissimo, me ne sono occupato anche professionalmente da poco e qui credo di poter dire due parole, e cioè un conto è se c'è addirittura un appalto pubblico e quindi la normativa del codice degli appalti che ha indotto una certa giurisprudenza, compreso il Tribunale di Rimini, di Ravenna, Corte d'Appello di Bologna, a sostenere l'applicabilità del contratto. Lo so, ho capito che non è un appalto pubblico, nel caso dell'appalto pubblico diventa più facile questo ragionamento che ha fatto una giurisprudenza che ho ricordato, mentre la Corte d'Appello di Venezia è stata di diverso avviso. Nel caso in cui non si tratti di appalto pubblico,
Certo, andiamo sul discorso relativo all'articolo 36 della Costituzione, perché se il principio di libertà sindacale concede la possibilità di applicare il contratto collettivo firmato dall'associazione alla quale si aderisce, certamente in giudizio, se avanzata una domanda dell'articolo 36, induce il giudice a valutare. Qui andiamo su un ambito di estrema discrezionalità ad opera del giudice, quindi non è l'applicazione diretta di un contratto collettivo diverso, ma eventualmente traghettata attraverso, veicolata attraverso i parametri di cui all'articolo 36 della Costituzione. Apriamo certamente un fronte molto ampio e molto delicato nel quale vedremo quali orientamenti si andranno a consolidare. C'è anche qui, tu Giulio hai citato bene il problema dell'allegazione, della dimostrazione della rappresentatività in tema di retribuzione sufficiente, un problema di allegazione anche delle condizioni non soltanto relative in senso stretto alla parte economica, ma tutto al contratto nel suo insieme. Tribunale di Piacenza, relatore estensore Stefano Brusati, ha rigettato un ricorso per difetto di allegazione sugli elementi in base ai quali dedurre o meno il carattere adeguato e sufficiente della retribuzione in relazione agli altri elementi contrattuali. Bene, a questo punto cedo la parola con grande piacere a Giuseppe Antonio Recchi, associato di diritto del lavoro all'Università di Bari, che parlerà di luoghi della rappresentanza, della contrattazione, sindacato e inclusività. Grazie ancora per l'intervento. Grazie per l'invito e buon pomeriggio a tutte e a tutti. Quindi, salto subito i ringraziamenti e i saluti ai colleghi e ai presenti per andare al cuore del ragionamento, che è un ragionamento in realtà che vuole provare a guardare dall'interno del sindacato. Abbiamo discusso con Giulio appunto di come provare a mettere insieme tutte le questioni. Alla fine le parole chiave sono state luogo e inclusività, perché parto da una considerazione, cioè quella per cui la rappresentanza collettiva, così come l'azione collettiva, in realtà è costretta a ridefinirsi continuamente. Non è certamente una necessità di questi tempi, è sempre stata così, semmai i tempi si sono solo accelerati in questo processo di continua ridefinizione. E naturalmente in questo tempo noi sentiamo forse molto di più il peso di questo fenomeno. Da un lato processi produttivi che si scompongono e ricompongono in modo rapido e certamente non lineare, esternalizzazioni, mobilità di imprese, reinternalizzazioni, sviluppo di siti produttivi che sono distretti, filiere, settori, piattaforme logistiche virtuali, fisiche, non, insomma, in cui diciamo già da questo punto di vista abbiamo un dato che è quello proprio della scomposizione, ricomposizione dei processi organizzativi, e dall'altro naturalmente la frammentarietà del mondo del lavoro, dei contratti di lavoro, dei percorsi personali del lavoro stesso, caratterizzati appunto da discontinuità, diverse forme contrattuali. In qualche modo l'identità lavorativa, diciamo, viene sempre più spesso definita non tanto in relazione al settore merceologico, ma alla attività che in quel momento, diciamo, si svolge o alle proprie competenze. Quindi c'è anche molto un riferimento oggi ai cosiddetti mercati transizionali, alle skills, alla persona del lavoratore. E naturalmente per il sindacato questa è una sfida, perché tradizionalmente la rappresentanza e l'azione si è sempre configurata per luoghi fisici, e tendenzialmente quelli dell'azienda, e per strutture verticali, quelle delle federazioni. E questo però, come dire, oggi in qualche modo è messo in discussione. E allora voglio provare a fare qualche passaggio, nei limiti del tempo che mi è concesso, diciamo su due profili: rappresentare chi e rappresentare dove, e quindi inevitabilmente anche come. Sotto il profilo della rappresentanza o di chi il sindacato, soprattutto il sindacato confederale, quello oggi forse messo più sul banco degli imputati, diciamo, in un certo senso noi stiamo assistendo anche a un cambiamento innanzitutto della geografia interna. Il sindacato confederale certamente è cambiato, forse non ce ne siamo accorti o non è stato un processo così evidente, è stato quasi come un movimento tellurico,
Ma innanzitutto questo è inevitabile quando le organizzazioni come CGIL, CISL e UIL sono organizzazioni non solo molto grandi ed ampia capacità rappresentativa, ma naturalmente sono anche estremamente eterogenee, coprono settore privato, settore pubblico, operai, impiegati, lavoratori più professionalizzati e che naturalmente si strutturano non solo per strutture verticali le federazioni, ma anche per strutture orizzontali. E da questo punto di vista però, primo segnale, naturalmente c'è un processo in qualche modo di riduzione, compattazione, se vogliamo, delle federazioni, per cui ad oggi i numeri certamente sono ancora importanti ma più ridotti. CGIL, CISL e UIL fanno rispettivamente 12, 19 e 16 federazioni. E in questo però c'è anche stato un certo processo, un certo meccanismo di accorpamento anche a livello territoriale. Un altro dato in realtà è quello della composizione delle tessere sindacali, cioè di chi in questo momento il sindacato rappresenta per mandato, cioè per sottoscrizione della tessera sindacale, e anche qui il cambiamento è stato in qualche modo imposto, cioè oggi il settore del commercio è il settore che potrebbe forse aiutarci a costruire l'ideal tipo del lavoratore da proteggere anche sotto il profilo normativo. L'esplosione naturalmente del terziario ne è causa, ma certamente in questo momento i dati ci raccontano che quasi il 60% della rappresentanza nelle diverse federazioni delle confederazioni in qualche modo fa riferimento proprio al terziario. Questo secondo me ha avuto, diciamo così, una ragione ma anche un effetto. La ragione innanzitutto è che in un certo senso questo successo sindacale è in qualche modo frutto della stessa precarietà del lavoro, cioè i lavoratori che hanno più bisogno di servizi naturalmente sono quelli che si rivolgono al sindacato per avere protezione e servizi insieme, quindi in qualche modo trovando ascolto, assistenza prima ancora della stessa contrattazione. Però da questo punto di vista secondo me c'è anche un effetto, un risultato di questa diffusione, che è quello di aver in qualche modo veicolato anche nei documenti sindacali un termine nuovo, che è quello della vulnerabilità. Oggi sempre più presente, ha finito per sostituire tanto quella che è stata una passata guerra, battaglia tra insider e outsider, ma anche nella stessa logica di flessibilità, precarietà. E vulnerabilità è un termine certamente molto più ampio, che certamente mette dentro molte più identità. Però allo stesso tempo quel tema, quello a cui accennavo per questioni di tempo molto velocemente, che è quello dei servizi, in qualche modo in alcuni casi intercetta anche la bilateralità, che è un tema che si sta consolidando sempre di più all'interno delle logiche di azione sindacale, e naturalmente non posso in questo momento che semplicemente sottolineare come la bilateralità in fondo abbia sempre una matrice contrattuale. I servizi, le attività, i diritti che derivano dai sistemi bilaterali sono sempre in fondo determinati dalla contrattazione che li produce. Che cosa in realtà forse manca ancora nella cognizione, del mondo da rappresentare? Alcune, passatemi il termine un po' tecnico, categorie: i giovani, gli autonomi, i disoccupati, cioè quelli per i quali in qualche modo un ragionamento più ampio di salario minimo, che significhi anche dignità di qualunque lavoro senza aggettivi a quali queste categorie di lavoratori si affacciano, ha bisogno di una tutela sindacale. Anche in questo caso qualche piccolo segnale ci arriva. Faccio solo riferimento per esempio al rinnovo degli edili industria e cooperativa e alla possibilità di avere l'iscrizione alla cassa edile anche dei lavoratori autonomi, quindi di un'apertura anche a un mondo diverso da quello del lavoro subordinato. Allo stesso modo, se penso anche allo statuto della CGIL, l'ultima novità naturalmente di quello stesso statuto è stato proprio l'apertura anche al lavoro non subordinato, e non inteso nel solito senso del parasubordinato o del finto subordinato, come spesso naturalmente ci capita. Questo ha bisogno naturalmente di strategie, e strategie che forse in questo momento sono più frutto di un'azione spontanea
o di piccole ipotesi e di piccoli laboratori territoriali, però vi faccio 3 esempi e non vado oltre questo. A proposito naturalmente delle nuove categorie, c'è bisogno evidentemente anche di svecchiare un certo modo di fare sindacato. Un esempio che mi viene in mente è quello che qualche anno fa ha lanciato la FIM CISL, che sostanzialmente andava sotto il nome di FIM 4.0, un sindacato diverso, dove sostanzialmente si è provato a fare assunzione di giovani per diventare funzionari sindacali in strutture regionali o territoriali, e in realtà non si è cercato dentro i luoghi di lavoro, ma si è puntato ad assumere competenze più giovani, sostanzialmente con un bando lanciato nelle università e in molte scuole superiori, quindi provando in qualche modo anche ad acquisire competenze che forse in quel momento il sindacato non aveva. Un secondo esempio è, diciamo, legato anche alla formazione che il sindacato necessita, e cito, diciamo, un esempio molto recente, quello di una formazione condotta questa volta da FILT, che in vista delle elezioni delle RSU e delle RLS, le ultime elezioni, ha messo in cantiere un progetto di formazione per i candidati, quindi un progetto, diciamo, ex ante, che finisce evidentemente per realizzare un effetto benefico nei confronti di tutti i lavoratori che si muovono nei luoghi di lavoro, eletti o non eletti, ma che semplicemente mostrino un'adesione, un'aderenza al certo sindacato. E naturalmente, terzo esempio che allarga ancora di più la visuale, ma di questo immagino che Federico parlerà in maniera più dettagliata, l'approccio anche al mondo delle piattaforme. E naturalmente attraverso o certe esperienze come le collaborazioni fatte nelle strutture orizzontali confederali. Ecco, leggo un esempio in questo senso, è Toolbox Bergamo, cioè appunto uno spazio che sia sostanzialmente dimostri la Camera del Lavoro, quel modello organizzativo orizzontale come uno spazio aperto anche a chi non è certamente già membro, componente, aderente al sindacato, ma anche alle operazioni, diciamo, di alleanze importanti come è stata quella Riders per i diritti, che in un certo senso segna anche una rinuncia quasi esplicita da parte del sindacato all'obiettivo tesseramento sindacale, invece in ragione di un accreditamento di un mondo ancora da conoscere, ma in ultima analisi su cui provare poi a fare contrattazione. E appunto immagino che su questo Federico Martelloni ci dirà ancora molto. Io passo in realtà a questo punto al secondo aspetto, cioè quello di rappresentare dove. E qui naturalmente vengo all'annoso problema delle regole. Noi ovviamente da molti anni assistiamo a un processo sostanzialmente di autoricomposizione delle regole del mondo sindacale, perlomeno di quello confederale, a partire sostanzialmente dall'accordo interconfederale del 28 giugno del 2011, che però continua per esempio a individuare una struttura a 2 livelli di contrattazione, dove naturalmente il problema, e su questo tornerò tra poco, resta sempre quello della diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello. Naturalmente già in questa dimensione, ne accennava prima velocemente Giulio questa prospettiva, abbiamo un primo problema, che è quello della sovrapposizione dei perimetri contrattuali spesso dentro lo stesso sistema confederale, quindi non è un problema tanto di accordi pirata quanto in realtà di vicinanze pericolose. L'esempio classico lo accennava da ultimo, quello del contratto multiservizi rispetto ai servizi fiduciari, ma naturalmente se ne potrebbero fare altri, e c'è una consapevolezza da questo punto di vista da parte dello stesso sindacato confederale come evidentemente come strumento di contrasto anche al lavoro povero, cioè quello di ridurre i contratti collettivi esistenti e che insistono sui medesimi settori e comparti. Ne parla l'accordo interconfederale del novembre 2016 di Confcommercio, CGIL, CISL e UIL, ma in maniera molto più concreta, in qualche modo, questo processo di razionalizzazione è stato avviato già dentro Confartigianato Imprese con l'accordo del novembre 2016 e poi con l'accordo interconfederale
del 26 novembre del 2020, che sostanzialmente ha definito le strutture di 4 contratti collettivi di area, mettendo sostanzialmente dentro queste 4 caselle, macro caselle, il manufatturiero, i servizi, l'edilizia e l'autotrasporto. Anche, diciamo, da questo punto di vista un'ulteriore segnalazione è quella del processo di unificazione dentro Confapi in tutti i comparti affini a quello edile. Su questo però dico solo una cosa, naturalmente nella prospettiva del tema di questo pomeriggio, cioè già soltanto sul livello nazionale di categoria il tema è però un tema che proprio nella prospettiva di oggi, di questo webinar, è quello per cui il contratto collettivo nazionale ancora oggi sembra o finisce spesso solo per recuperare o provare a recuperare il potere d'acquisto dei salari, e quindi in realtà, diciamo, fa una enorme fatica tendenzialmente a rincorrere. Il segnale positivo, che però è tutto del mondo sindacale in questo momento e del mondo sindacale confederale, è il dato che viene dal patto della fabbrica 2018 con l'introduzione del TEC e del TEM, ma soprattutto nella maniera in cui questo è stato recepito da alcuni contratti che sono stati sottoscritti successivamente. Cioè, quando già soltanto sul TEM, sul trattamento economico minimo, sostanzialmente si decide che questo non debba essere più soltanto il minimo tabellare, ma includa altre voci, e quindi incrementando anche poi di conseguenza quello che sarà poi il trattamento economico complessivo per riflesso. È il caso per esempio dell'ultimo contratto dei metalmeccanici. Ma il problema forse ancora più importante, e che quindi ripropone il tema dei luoghi di contrattazione, è quello della perdurante mancanza del contratto decentrato, del secondo livello di contrattazione. E qui naturalmente va scontato il fatto che quasi tutti gli accordi interconfederali, e quindi quasi tutti poi gli accordi di implementazione, continuino a guardare tendenzialmente a livello aziendale come quello deputato a gestire la produttività e quindi il miglioramento dei salari, quando invece ci sono alcune esperienze, ma ci dovrebbero essere forse molte più spinte da questo punto di vista, per una dimensione perlomeno di tipo territoriale. E da questo punto di vista segnalo un documento che è quello che poi è rimasto, diciamo, un po' nel cassetto dei sogni delle 3 confederazioni sindacali, che era il moderno sistema di relazioni industriali, documento siglato da CGIL e CISL-UIL il 14 gennaio 2016, dove però la dimensione della contrattazione viene legata alla dimensione della rappresentanza. Si leggeva, diciamo, in quel documento, che poi rimane un compito per chi prova, diciamo, ad attuarlo nella propria dimensione dell'azione sindacale, che il fine è quello di esercitare la rappresentanza e la tutela di tutte le forme contrattuali nello stesso luogo di lavoro, superando le divisioni tra lavoro tutelato e forme precarie da questo punto di vista, ma corrispondentemente dando una lettura, una visione, direi multidimensionale, al secondo livello di contrattazione, e quindi declinata con previsioni, diciamo, che parlano di territorio, parlano di distretto, parlano di filiera, che guardano a materie, diciamo, implementano e incrementano il numero delle materie oggetto di attenzione del secondo livello di contrattazione, tra cui ancora una volta il tema della flessibilità, la bilateralità, gli appalti, il welfare contrattuale, cioè tutti i temi che vedremo diciamo, toccati nelle prossime relazioni. Anche da questo punto di vista un piccolissimo accenno viene fatto nello stesso patto della fabbrica, dove appunto in qualche modo il punto 5, il suo secondo comma, sembra quasi parlare di una sorta di governance adattabile, cioè di un doppio livello flessibile di contrattazione. Naturalmente questo, e mi avvio alle conclusioni, diciamo, dimostra secondo me 2 cose. La prima è che quando guardiamo naturalmente al chi, c'è come dire, una crescente problematizzazione della relazione che il sindacato confederale vede tra rappresentanza e proselitismo da un lato, ma anche tra azione contrattuale e offerta dei servizi dall'altro.
E naturalmente, se finora questo potrebbe sembrare un po' una sorta di piccolo cambiamento, di piccola scossa, ma non in grado ancora, diciamo, di smuovere l'agire tradizionale, certamente, diciamo, ci sono molti segnali che dimostrano invece che quella parola che è stata utilizzata per la prima volta nel congresso del 2015 della CGIL, cioè inclusività, probabilmente sta penetrando, volente o nolente, rispetto al mercato del lavoro e a una modalità di lavoro che cambia. Il secondo dato è che naturalmente questo non è facile in una organizzazione come quella dei nostri sindacati confederali, che naturalmente, diciamo, ha una struttura ancora molto rigida. Un segnale di cambiamento anche per i congressi che ci saranno evidentemente può essere quello della rivalutazione della dimensione confederale, cioè dell'ombrello dentro il quale andare ad elaborare strategie comuni. Evidentemente quello che è stato l'appannaggio tipico della federazione, cioè quello dell'attività contrattuale, oggi deve trovare meccanismi quantomeno di raccordo o strategie integrate che in qualche modo finiscano per dare anche una risposta, direi a geometria variabile, a un mercato del lavoro che ha esso stesso geometrie variabili. Vi ringrazio. Bene, molte grazie, anche il tuo è stato un intervento molto apprezzabile, non mi dilungo a fare alcune chiosi che pur mi piacerebbe fare perché i tempi sono stretti. Quindi cedo la parola a Sandro Malinardi, ordinario di diritto del lavoro dell'Università di Bologna, amico e collega di dipartimento, che parlerà di welfare integrativo e lavoro pubblico nella prospettiva del contrasto al lavoro povero. Grazie Sandro. Grazie Presidente, anch'io tralascio i ringraziamenti e l'apprezzamento anche per il programma complessivo dei nostri seminari. E la prima osservazione riguarda che ci faccio qui oggi, nel senso che giustamente il Presidente diceva la volontà è quella di dare un po' il polso della contrattazione collettiva e delle relazioni sindacali nei diversi settori del lavoro privato e quindi anche pubblico, però insomma è osservazione abbastanza condivisa che i cosiddetti lavoratori poveri siano senz'altro poco numerosi nell'ambito del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Questa è un'osservazione probabilmente vera e anche confortata da alcuni dati, almeno nell'accezione diciamo così formale, che però comunque stabilisce una distinzione tra individui a rischio di povertà lavorativa e invece i lavoratori che hanno bassi salari e quindi retribuzioni che necessitano di essere adeguate. In più, ovviamente i lavoratori pubblici non conoscono il fenomeno della instabilità della condizione lavorativa, che come sappiamo può essere un fattore determinante nel sostanziare la nozione di lavoratore povero. Però se si guarda all'accezione che nel dibattito politico associa la condizione di povertà lavorativa a un livello basso di retribuzione oppure alla stagnazione salariale, allora probabilmente uno sguardo a ciò che succede, è successo e sta succedendo nel lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni può essere in qualche modo utile anche al nostro dibattito. Sono discorsi certamente veri o erano certamente veri fino a ieri, cioè un momento in cui si sentiva ancora l'influsso negativo del blocco della contrattazione collettiva nazionale di cui ha sofferto, come sapete, il pubblico impiego per sostanzialmente circa un decennio. I dati, il rapporto semestrale sulle retribuzioni ARAN tra lavoro privato e pubblico ci parla di una crescita nulla delle retribuzioni nel pubblico impiego nel trimestre gennaio-marzo del 2021, quindi è un dato effettivamente significativo di una situazione di stagnazione, di mancato incremento dei trattamenti retributivi nel settore. Certamente le cose sono cambiate, stanno cambiando, in particolare alla vigilia di quella che è
una tornata contrattuale particolarmente importante, 2019-2021, che è già cominciata. Sapete che è stato sottoscritto il contratto per le funzioni centrali, che tradizionalmente fa da apripista, poi ci sarà presto anche il contratto per la sanità. Stiamo parlando di un processo che riguarda circa 2.600.000 lavoratori pubblici, cui poi vanno aggiunto 600.000 dipendenti pubblici non contrattualizzati, che comunque hanno una sorta di agganciamento a queste grandi operazioni di natura contrattuale. Dico che è una tornata contrattuale importante perché è stata particolarmente finanziata, nel senso che a partire dalla legge di bilancio del 2019 sono state individuate risorse estremamente significative e cospicue che hanno portato a predeterminare un monte di risorse per la contrattazione collettiva della tornata che appunto stiamo vivendo, come mai probabilmente era stata prevista in precedenza. Ovviamente mai era stata prevista dopo lo sblocco della contrattazione collettiva avvenuto, come sapete, con la sentenza della Corte Costituzionale 2015 e poi con i processi negoziali che sono stati avviati. Fra l'altro abbiamo intravisto quella che consideravamo tutti una sorta di gamba tesa sulla contrattazione collettiva nazionale, e cioè proprio a valere sulle risorse del 2019 sono state fatte le anticipazioni. Ricordate quello strano 47 bis, comma secondo, del decreto 165, che prevede la possibilità di anticipare da parte delle amministrazioni una quota delle risorse già stanziate da parte delle leggi di bilancio e delle leggi finanziarie. Questo è effettivamente avvenuto e è stato erogato anche un elemento perequativo una tantum, fra l'altro prorogato anche oltre la scadenza, che era quella del 2018. È poi comparso un momento regolativo estremamente importante. Sto parlando del patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale, sottoscritto il 10 marzo 2021 tra governo e alcune importanti organizzazioni sindacali, dove l'obiettivo è quello del rilancio della pubblica amministrazione dopo la pandemia, con un forte investimento sul capitale umano. E va da sé che questo forte investimento sul capitale umano, soprattutto rappresentato dall'obiettivo di revisionare i sistemi di inquadramento professionale, è stato e verrà sostenuto anche dal punto di vista finanziario. Sapete che poi l'operazione con riguardo agli inquadramenti è stata raffinata nel decreto legge 80 del 2021, che ha dato alcuni, diciamo così, elementi utili alla contrattazione collettiva, cui ovviamente è demandata la revisione degli ordinamenti professionali. Fra l'altro con il decreto 80 del 2021 si è data la possibilità alle amministrazioni di superare il tetto massimo previsto per la contrattazione collettiva integrativa. Ricordate l'articolo 23, comma secondo della legge Madia 75 del 2017, che appunto fissava alle risorse investite per l'anno 2016 il tetto appunto insuperabile in sede di contrattazione collettiva integrativa. Insomma, i dati del documento di economia e finanze dell'aprile del 2022 ci dicono che il 2022 sarà l'anno di picco per gli investimenti sul personale della pubblica amministrazione, con un incremento del 7,1% rispetto al 2021. Poi si andrà a decrescere con una stabilizzazione che si avrà nel 2025 con un più 0,2% di incrementi retributivi. Proprio per questo motivo si è espressa la Corte dei Conti quando ha visto, diciamo così, questo forte investimento finanziario sul pubblico impiego. La Corte dei Conti dice che bisogna necessariamente rafforzare le componenti variabili della retribuzione, specialmente quelle di carattere premiale. Bisogna attuare, questo è molto importante, un graduale superamento delle differenze retributive fra i vari comparti, soprattutto con riguardo ai trattamenti accessori. Sapete che nel frattempo gli ambiti della contrattazione collettiva del pubblico impiego sono cambiati, perché ci sono stati delle aggregazioni imposte dalla riforma Brunetta,
naturalmente molta enfasi sulle politiche di reclutamento e la necessaria corrispondenza fra nuove assunzioni in relazione agli effettivi fabbisogni della pubblica amministrazione. Tutto questo per dire, riprendendo quanto diceva il Presidente invece mancare per il settore privato, che la contrattazione collettiva del settore pubblico vive di una regolazione organica della contrattazione collettiva, che naturalmente genera problemi molto diversi da quelli di cui dibattiamo in questo pomeriggio, ma anche ovviamente elementi di grande interesse con riguardo all'impostazione del trattamento retributivo nelle pubbliche amministrazioni dato dalla contrattazione collettiva. Con molta sintesi, rispetto ad elementi che ben conoscete, è la legge a stabilire su indicazione del MEF le risorse che vengono messe a disposizione della contrattazione collettiva per le amministrazioni dello Stato, ma il meccanismo con intervento del governo, sentite ovviamente le rappresentanze istituzionali delle autonomie, si ha per le amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. La distribuzione avviene con un procedimento di legge nel quale la parte pubblica è sempre rappresentata dall'agenzia e quindi non si ripropongono in questo settore i problemi che Giulio Centamore ha in qualche modo rappresentato per il settore privato. Le parti agiscono nei limiti delle disponibilità finanziarie fissate dalla legge, che non sono nel minimo, ma ovviamente sono nel massimo, e quindi questo giustifica l'intervento della Corte dei Conti per la certificazione dei costi contrattuali. C'è un principio di parità di trattamento contrattuale, le amministrazioni non possono corrispondere trattamenti inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi, e quindi si trasferisce interamente sulla fonte contrattuale il parametro al quale attenersi nei trattamenti economici dei dipendenti pubblici. Soprattutto per ragioni evidenti si è stabilito non già un livello retributivo obbligatorio che va a coprire settori che non ne hanno un adeguato, tema di cui ovviamente si dibatte nel settore privato, ma questo trattamento diviene la base per miglioramenti salariali di carattere generalizzato che innestano un meccanismo, potremmo dire, semiautomatico di adeguamento delle retribuzioni ai meccanismi inflattivi. Solo che questo meccanismo è interamente nelle mani del governo e quindi di un decisore molto più influenzabile delle associazioni, delle organizzazioni imprenditoriali. Per quanto la Corte Costituzionale abbia celebrato il ruolo della contrattazione collettiva nella determinazione della distribuzione dei trattamenti economici, ecco, l'assetto retributivo del pubblico impiego ha probabilmente eroso la funzione di autorità salariale dei sindacati e dell'agenzia, ed anzi dovremmo chiederci oggi se questa funzione esclusiva della contrattazione collettiva in materia economica non sia in realtà una finzione. Non è un mistero per nessuno che i grandi momenti di adeguamento dei trattamenti retributivi siano avvenuti al di fuori dalla sede ARAN di Via del Corso, attraverso grandi accordi di carattere politico-sindacale, però accordi extra ordinem tra i ministri, in particolare quello per la funzione pubblica, e i sindacati confederali. Ricordo l'accordo Fini-Frattini che stabilì un incremento del 5-6%, l'accordo Nicolais, Patroni Griffi, Brunetta, Madia, e anche ovviamente l'accordo, il patto per la coesione sociale e l'innovazione delle pubbliche amministrazioni, sottoscritto da Draghi e da Brunetta. Vero è che ci sono differenze piuttosto significative negli incrementi retributivi tra i vari comparti. Vi dicevo del rinnovo del comparto sanità 2019-2021, dove assistiamo ad un incremento percentuale di rivalutazione del 7,22%, con un aumento medio di 175 euro mensili
per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. Non è così in tutti i comparti. Vi faccio un esempio: l'elemento perequativo della retribuzione è stato confermato nel comparto della scuola a seguito delle stabilizzazioni, ma siccome l'elemento perequativo, diversamente da quanto prevedeva la legge Madia, è calcolato sul trattamento retributivo tabellare di ciascun dipendente, è chiaro che solo i dipendenti che hanno trattamenti più elevati possono effettivamente beneficiare di questo elemento una tantum previsto dalla legge. Quindi in un sistema regolato e molto differenziato rispetto al settore privato, per dirla con Giuliano Cazzola, che come sapete non è particolarmente tenero circa un intervento legislativo sui minimi salariali, un luogo dove già da molto tempo i salari sono stati nazionalizzati, e allora bisogna vedere quale sia effettivamente lo spazio negoziale per un intervento della contrattazione collettiva sui temi di cui dibattiamo. E questi spazi paiono a me essere rappresentati in particolare dall'investimento che il patto fa sulla contrattazione collettiva integrativa in materia di produttività e risultato, e nel nuovo welfare integrativo delle pubbliche amministrazioni. Su entrambi interviene, come dicevo, il patto e interverrà la contrattazione collettiva nazionale, ma in una dimensione molto diversa. Per il primo tema, quello della produttività e quindi dell'incentivazione con un maggior valore di quanto percepisce il dipendente pubblico a titolo di risultato, è assolutamente necessario un intervento della legge, perché il patto richiama meccanismi di detassazione sulla retribuzione di risultato del settore privato che devono essere esportati, quindi estesi anche al settore pubblico. Sappiamo perfettamente che questo è avvenuto nel settore privato, in particolare con la legge 232/2016 e 205/2017, elementi anche di grande interesse sul sistema di relazioni sindacali, perché la detassazione era elevabile se venivano introdotti strumenti di partecipazione sindacale, l'organizzazione delle imprese, quindi insomma c'era un sistema di coinvolgimento del sindacato estremamente significativo, ma appunto bisogna prevederlo, e a prevederlo dovrà essere necessariamente la legge. Per quanto invece riguarda il welfare integrativo delle pubbliche amministrazioni, stiamo parlando di un percorso risalente nel tempo. Si è cominciato a ragionare su questi temi già con i contratti collettivi nazionali della stagione 98-2001. Ecco, direi il dato fondamentale, diverso dal settore privato, è che l'amministrazione non può unilateralmente costruire un piano di welfare aziendale. Cioè, diversamente dal settore privato, il collegamento tra pubblica amministrazione e welfare integrativo aziendale è dato unicamente dallo strumento della contrattazione collettiva nazionale integrativa, con tutti i limiti che ne derivano. Come sapete, si tratta di limiti e vincoli di carattere reale, cioè è la nullità, la sanzione giuridica che viene applicata laddove appunto vi sia una divergenza rispetto alle disposizioni della contrattazione collettiva. Ha impattato sul tema l'accordo Madia Confederali del 30 novembre del 2016, che appunto auspicava l'inserimento graduale anche nel settore pubblico di forme di welfare contrattuale. Se ne sono occupati i contratti collettivi di comparto 2016-2018, ma ciò è avvenuto anche per i contratti delle aree dirigenziali, e poi se ne parla nell'attuale tornata contrattuale 2019-2021. Dico subito con scarsa fantasia, cioè l'elenco delle misure di welfare integrativo non si discosta dalle previsioni dell'articolo 51, comma secondo del testo unico delle imposte sui redditi, quindi interventi per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria e di culto. Certamente questo è un fatto positivo, nel senso che queste previsioni godono del beneficio di non concorrere ai redditi di lavoro dipendente. L'elenco contrattuale non è tassativo, tanto che ad esempio all'Università di Bologna è stata prevista
è stato previsto e riconosciuto il contributo alle spese odontoiatriche e sanitarie dei componenti del nucleo familiare. Nel comune di Cagliari si è prevista l'attivazione di corsi di lingua inglese e francese a favore dei dipendenti impegnati a contatto con il pubblico, quindi insomma a livello di contrattazione collettiva integrativa si potrà sviluppare in maniera molto ampia e interessante il welfare aziendale e integrativo. Questo è punto importante e determinante. L'intera materia è demandata alla contrattazione collettiva di secondo livello. Faccio fatica ad immaginare istituti rispetto ai quali vi sia una delega così ampia, integrale alla contrattazione collettiva di secondo livello, fra l'altro con carattere di universalità dei trattamenti da erogare nei confronti di tutti i dipendenti a tempo determinato, indeterminato, anche ai dirigenti, dicevamo. C'è però una novità molto significativa, mi avvio alla conclusione, rispetto agli interventi delle precedenti tornate contrattuali. Aveva un po' frenato lo sviluppo del welfare integrativo aziendale il fatto che le risorse da destinare a questa tipologia di interventi previsti dalla contrattazione collettiva integrativa dovevano essere adottati nei limiti di quanto già investito dall'amministrazione sulle stesse voci in base a norme di legge o di contratto collettivo. Oggi invece si prevede la possibilità, contratto funzioni centrali, e addirittura l'obbligo per la sanità di finanziare il welfare aziendale con risorse che derivano dal fondo per la retribuzione di risultato, meglio per i trattamenti accessori dei dipendenti dell'amministrazione di riferimento. È chiaro che sarebbe stata preferibile un'altra soluzione, quindi ad esempio svincolare una parte delle risorse utilizzabili del fondo riportandole tra i costi di bilancio dell'amministrazione, ma in difetto di una previsione di questo tipo io credo si determini un cambio di prospettiva negoziale a livello di amministrazione che ovviamente riguarda la parte pubblica, ma riguarda anzitutto e principalmente le organizzazioni sindacali. Giuseppe Recchia parlava di svecchiare il sindacato e di svecchiare alcune modalità, stereotipi di azione sindacale, e questo diventa, a mio parere, un banco di prova particolarmente significativo. Quanta parte del fondo trasferire sul welfare, privando così proporzionalmente di risorse altre parti del trattamento accessorio? Eleggere il welfare integrativo di amministrazione a componente delle politiche retributive significa in realtà rinunciare a una quota delle risorse economiche che sono stanziate ai fini della retribuzione accessoria comunque denominata, e questo ovviamente, data anche la disomogeneità delle funzioni di questi istituti contrattuali, per il welfare ovviamente previdenziale, per i trattamenti accessori una funzione di carattere prevalentemente premiale, pone il sindacato di fronte a scelte molto concrete che devono essere, a mio giudizio, e chiudo, ragionate in termini di programmazione. Bisogna avviare indagini preliminari sui bisogni del personale con riguardo agli istituti del welfare integrativo, che potrebbero essere anche molto diversi tra amministrazioni, anche dello stesso comparto, dipende dalla popolazione lavorativa di ciascun ente. Esistono i comitati unici di garanzia che in materia di lavoro agile, benessere organizzativo, welfare aziendale potrebbero svolgere la funzione di verificare quali sono i bisogni dei dipendenti da questo punto di vista. Occorre un'analisi delle risorse e dei servizi disponibili. Credo sia molto importante un intervento della contrattazione collettiva, o meglio a livello di partecipazione sindacale, per orientare i criteri, perché questi sono ovviamente beni che vengono, o servizi che vengono acquisiti dall'amministrazione secondo i meccanismi dei contratti pubblici, però insomma non è escluso che il sindacato possa orientare il negoziato contrattuale dell'amministrazione in termini di affermazione di valori di sostenibilità, ad esempio, o di inclusione sociale nella scelta dei contraenti, e poi fondamentale un monitoraggio
sul funzionamento e anche sul gradimento dei piani di welfare per calibrare al meglio misure ed erogazioni che a mio giudizio davvero impattano sulla questione, se non della povertà lavorativa dei dipendenti pubblici, su una valorizzazione dei trattamenti economici di riferimento. Grazie. Allora, grazie a te Sandro, abbiamo avuto uno spaccato interessantissimo sul lavoro pubblico con contributo che potrà essere utile anche a Federico come delegato del rettore per le relazioni sindacali di Unibo. Ora cedo la parola con grande piacere a Ursula Razzolini, associata all'Università Statale di Milano, peraltro abilitata da tempo di prima fascia, componente della Commissione di garanzia per lo sciopero dei servizi essenziali. Grazie Carlo per l'invito graditissimo, grazie anche a Giulio Centamore e grazie anche agli interventi che mi hanno preceduto, che ho trovato molto interessanti. Anch'io non mi dilungo in ringraziamenti, anche se sottolineo che mi fa piacere partecipare a questa vostra ricerca, di cui ho visto alcune significative tappe. Spero di poter dare un piccolo contributo raccontandovi un po' dell'esperienza maturata nella Commissione di garanzia con riferimento ad un tema, per usare le parole di Carlo Zoli, trasversale, gli appalti e le filiere, e con riferimento ad un settore particolare, che è quello dell'igiene ambientale, esperienza che di recente è sfociata in alcune linee guida che sono state approvate il 14 giugno scorso. Il punto di partenza della riflessione è la constatazione del fatto che nelle filiere dei servizi pubblici essenziali il conflitto ha spesso origine in comportamenti che sono posti in essere non dall'impresa che eroga il servizio e che assume le vesti di formale datrice di lavoro, ma dall'impresa committente stazione appaltante. Dunque, in questi casi, l'interlocutore effettivo dei rapporti collettivi di lavoro, ma della stessa commissione, non è l'impresa datrice di lavoro, ma in verità l'impresa committente o la stazione appaltante. Qui vi faccio alcuni casi significativi. Una delle principali ragioni di insorgenza del conflitto nell'igiene ambientale è senz'altro il mancato pagamento delle retribuzioni ai lavoratori, fenomeno gravissimo che determina non in questo caso uno sciopero, ma un'eccezione legittima di inadempimento. I lavoratori non sono pagati spesso anche per 3-4 mesi. E questo dipende non dal fatto che la società datrice di lavoro non vuole pagare le retribuzioni, ma dal fatto che la stazione appaltante non eroga le risorse finanziarie pattuite, non paga il canone del servizio. È un fenomeno tristemente diffuso soprattutto in Sicilia e poi dirò qualcosa su un caso pilota che è il caso del comune di Favara. La seconda ragione del conflitto, legata ai vostri temi, è quella del dumping salariale, perché indubbiamente la situazione tipica di questi casi è quella di una società appaltatrice o concessionaria che applica in genere un contratto collettivo importante, quello dell'igiene ambientale, in genere FISEAS ambiente, ma poi ricorre al subappalto e cambia il contratto collettivo, applicando in genere il famoso multiservizi, che risulta peraltro comunque coerente con l'oggetto dell'appalto, proprio perché, come è stato detto, è un contratto che ha un ambito di applicazione omnibus. Una terza causa dell'urgenza del conflitto, anche questo è un aspetto interessante, è la cattiva applicazione della legge 146 lungo la filiera. Vi faccio un esempio: spesso gli anelli più bassi della filiera, i subappaltatori, non conoscono la legge e quando viene proclamato uno sciopero fanno contingenti del personale che arrivano al 100%, alimentando ulteriormente il conflitto. I servizi coinvolti sono l'igiene ambientale, i servizi aeroportuali, i multiservizi, ma va da sé che il fenomeno è molto presente anche nel settore privato, su cui non entro perché sicuramente Piera Campanella, Olivia Bonardi parleranno del problema della logistica, della filiera della carne, del pizza e via dicendo. Ecco, questa tabella che è stata realizzata, ci tengo a dirlo, da Dario Andreuto, funzionario che segue da molti anni il settore dell'igiene ambientale, vi fa capire un po' la situazione. Voi vedete le stazioni appaltanti, Comune di Modena, Comune di Cesena, Comune di Forlì, quindi per restare proprio anche in Emilia-Romagna, in particolare il caso della Toscana. Vedete la società prima appaltatrice, qui abbiamo società importanti, spesso con bilanci molto significativi, tra cui la famosa Era Ambiente, Era,
e via dicendo, e poi vedete le subappaltatrici. Nel caso della Toscana addirittura abbiamo 30 subappaltatrici, in genere cooperative sociali. E vedete che il servizio subappaltato in realtà molto spesso è un qualche cosa che è molto inerente al core business del servizio principale, perché qui troviamo subappalto per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti, lo spazzamento delle strade, la raccolta differenziata, la raccolta porta a porta, lo smaltimento. E vedete, con riferimento al contratto applicato, che in molti casi troviamo i multiservizi e le cooperative sociali. Gran parte degli scioperi che derivano sono proclamati perché i lavoratori chiedono la parità di trattamento economico e retributivo rispetto ai dipendenti dell'impresa principale e chiedono l'applicazione del contratto collettivo igiene ambientale. I differenziali retributivi, secondo alcuni calcoli, possono arrivare anche a diverse migliaia di euro ogni anno, quindi è una ragione del conflitto anche facilmente comprensibile. Qui un brevissimo schema che vi fa capire la situazione: stazione appaltante, società appaltatrice, subappaltatrici e dipendenti. E qual è il punto? Il punto è che l'osservazione della Commissione di garanzia nell'applicazione della legge 146 spesso e volentieri si concentra solo su quest'ultimo anello della filiera. E qui emerge una criticità di questa legge, che è una legge del 1990 modificata nel 2000. Essendo costruita intorno al concetto di impresa che eroga il servizio, non riesce ad includere nel perimetro del conflitto le stazioni appaltanti, le società appaltatrici, i cui comportamenti invece sono spesso la causa principale di insorgenza e aggravamento del conflitto. Attualmente, per quello che avviene lungo la filiera, la stazione appaltante si dichiara, il più delle volte, del tutto indifferente e irresponsabile, invoca quella che Hugh Collins chiamava la organized irresponsibility. E dunque queste sono un po' le domande concrete che ci siamo trovati ad affrontare. È opportuno rileggere tali perimetro? A quali fini? Con quali strumenti? Con quali conseguenze? Uno strumento esistente è senz'altro l'articolo 13, lettera H della legge 146, che consente alla Commissione di deliberare inviti nei confronti delle imprese che erogano il servizio e che hanno determinato l'insorgenza o l'aggravamento del conflitto, inviti a desistere e a cessare questi comportamenti. Da notare però che manca la sanzione. Come vedete qui si parla di imprese che erogano il servizio, però una delibera del 2015 della Commissione, in composizione a presidenza Lesse, già approdò ad una lettura estensiva di questa norma, dicendo che tra le imprese che erogano il servizio dovevano includersi, particolarmente nei casi di appalti in-house providing, anche le stazioni appaltanti, poiché in questi casi l'impresa che eroga il servizio è una derivazione organica della stazione appaltante che dipende per la sua sopravvivenza economica da quest'ultima. Era un'impostazione di taglio chiaramente di diritto amministrativo, influenzata anche dalla giurisprudenza del tempo che tendeva a configurare i rapporti in termini di medesimazione organica, ma negli ultimi tempi si è provato ad estendere ulteriormente tale interpretazione, inviando inviti a cessare comportamenti ai sensi dell'articolo 13 lettera H anche a stazioni appaltanti, appaltatrici o concessionarie, che a mezzo del contratto commerciale, il contratto di appalto, di fatto sono in grado di esercitare un'influenza determinante sulle condizioni di lavoro e hanno causato l'insorgenza o l'aggravamento del conflitto. Il ragionamento ruota in termini sostanzialistici in cosa si deve intendere per cause di insorgenza e aggravamento del conflitto. Vado molto veloce, sono molto schematica, ma se vorrete approfondire potrò naturalmente darvi tutti i materiali. Rispetto al caso del mancato pagamento delle retribuzioni, vi dicevo Comune di Favara, ma questo è stato un caso pilota per la riflessione, anche se si colloca in una dimensione di patologia, perché qui i lavoratori non erano pagati, vi dicevo, perché il Comune non stanziava le risorse necessarie. E non stanziava le risorse necessarie perché in realtà non riscuoteva la Tari. Abbiamo dichiarazioni sorprendenti in cui il sindaco dice, seguendo un circolo vizioso, che a fronte dell'emergenza rifiuti non si può d'altra parte pretendere che i cittadini paghino la Tari. Quindi voi capite che qui siamo veramente
in un circolo vizioso. Questi però sono anche comportamenti, mancata, cattiva, scorretta gestione dei tributi, che possono astrattamente integrare fattispecie di danno erariale, e quindi sotto questo aspetto c'è stato un rapporto di collaborazione, un collegamento con la Corte dei Conti, a cui adesso vengono inviate, trasmesse queste documentazioni per eventuali approfondimenti ai fini di verificare la sussistenza di eventuali presupposti per la responsabilità amministrativa e contabile dei dirigenti o dei soggetti responsabili all'interno dell'ente locale. Ecco, un altro efficace strumento di tutela di questi casi, penso che ne parlerete anche nei successivi interventi, è stata l'introduzione della regola della parità di trattamento economico e normativo, introdotta dall'articolo 49 del decreto legge 31 maggio 2021 numero 77, con riferimento limitato agli appalti pubblici, e ha modificato l'articolo 105,14 con una disposizione piuttosto complessa, ma il cui senso, a mio parere, è quello di imporre l'applicazione ai dipendenti del subappaltatore dello stesso contratto collettivo applicato dal contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto si pongano molto a ridosso del core business dell'oggetto dell'appalto principale, quindi vi sia un collegamento non di tipo topografico come avveniva con la vecchia legge sugli appalti interni, ma di tipo tecnico-organizzativo. Qual è il problema di questa legge? Che posso dire dal nostro punto di vista limitatissimo ha dato anche dei buoni risultati, però su questo punto è emerso un problema che vi segnalo, e cioè si può applicare questa norma nei casi in cui il contraente principale sia un concessionario anziché un appaltatore? In un caso recente l'eccezione è stata sollevata dalla concessionaria davanti, nel corso di un procedimento di conciliazione davanti al prefetto. La concessionaria ha sottolineato che in caso di concessioni vale l'articolo 174 del Codice dei contratti pubblici, non l'articolo 105, che richiama il comma 8 l'articolo 105, comma 10, 11 e 17, ma non fa riferimento al comma 14. Quindi qua forse c'è un problema di coordinamento tra le due norme che dovrà essere affrontato. Resta poi il problema della estensione di questa regola al settore privato. Qui vorrei ricordare una recente legge tedesca del 22 dicembre 2020 che addirittura in termini molto radicali pone un divieto assoluto di esternalizzazione in determinati settori a rischio, nel caso tedesco il settore della macellazione della carne, una tecnica che mi pare sia anche in qualche modo ripresa in alcuni contratti collettivi, seppure in termini diversi, quindi un argine alle esternalizzazioni al ribasso, ponendo dei limiti al ricorso al subappalto. Mi pare la logistica, per esempio, ma sicuramente ce ne parlerà anche Piera Campanella e Olivia Bonardi. Altre precisazioni utili, qui mi ricollego all'intervento di Giulio Centamore. Lungo la filiera possono sorgere alcuni problemi, perché se io applico i multiservizi, è chiaro che la società tende a voler applicare anche dal punto di vista della regolazione del diritto di sciopero l'accordo sui multiservizi dichiarato idoneo nel 2001. Su questo punto però bisogna ricordare che per quanto attiene alla legge 146 del 1990, per l'individuazione della disciplina applicabile non si fa riferimento al contratto collettivo applicato o alla volontà delle parti, ma al contenuto oggettivo del servizio svolto in relazione al soddisfacimento dei diritti costituzionali tutelati. Quindi se la società subappaltatrice applica i multiservizi, ciò non di meno dal punto di vista della regolazione del diritto di sciopero bisognerà applicare la disciplina in materia di igiene ambientale. L'unica eccezione può riguardare le procedure di conciliazione. Questo è un punto complicatissimo dal punto di vista tecnico, perché bisogna risalire alla delibera nota come delibera Ballestrero degli anni 2000, che aveva stabilito in qualche modo che gli obblighi comportamentali non possono essere in ogni caso imposti a soggetti estranei alla contrattazione perché incidono troppo sulla loro autonomia organizzativa.
Infine, questo è sempre contenuto delle linee guida, l'idea di fondo è che una stazione appaltante è sì libera di affidare a soggetti terzi attraverso l'appalto la gestione del servizio, ma questo non la libera completamente da qualsiasi obbligo di vigilanza, di informazione in relazione alla corretta applicazione della disciplina, alla corretta determinazione dei contingenti di personali, alla corretta erogazione delle prestazioni indispensabili. Addirittura adesso stiamo pensando, si sta lavorando nella direzione delle prestazioni di filiera. E io penso che questa impostazione, e con questo chiudo, trovi un interessante fondamento e un possibile punto di riflessioni future nella nuova proposta di direttiva sulla Corporate Sustainability Due Diligence, che come sapete si applica alle filiere globali, ma nulla vieta di provare a utilizzare questa riflessione applicandola anche alle filiere interne. In base a questa proposta di direttiva, e qui non mi dilungo ma vorrei dare solo lo spunto, la società capofila deve considerarsi titolare di un dovere di diligenza finalizzato a garantire la prevenzione, questa opera in realtà in via preventiva, degli impatti negativi della filiera sui diritti fondamentali dei lavoratori oltre che sull'ambiente. Ora sarebbe interessante provare a riflettere e chiedersi se tra questi diritti fondamentali è possibile fare ad esempio un ragionamento sul diritto alla giusta retribuzione, intendendo per tale la retribuzione non corrispondente ai principi di sufficienza e proporzionalità sanciti dall'articolo 36. E certamente va incluso il diritto di sciopero, e qui torno al problema di una società subappaltatrice che contingenta il 100% dei dipendenti, impedendo loro l'esercizio del diritto di sciopero. La capofila può considerarsi totalmente irresponsabile o deve esercitare un'attività di vigilanza, di monitoraggio, di mappatura, di informazione sui rischi che ci sono all'interno della filiera. L'ambito di applicazione di questa direttiva peraltro è molto interessante perché si applica alle società capofila e ai loro partner commerciali con i quali sussistano rapporti di controllo contrattuale, anche esercitato attraverso contratti di commerciali che consentano l'esercizio di un'influenza dominante, ma anche molto più ampiamente e genericamente a relazioni commerciali stabili che costituiscano una parte rilevante della catena del valore. Quindi un ambito di applicazione molto ampio. Ecco, credo che questa prospettiva potrebbe essere molto interessante in futuro per provare a ragionare sulla responsabilità di filiera. E qui concludo sperando di essere rimasta nei tempi e vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie Ursula. Ottimo l'intervento, sei anche rimasta nei tempi. Cedo la parola adesso all'amico e collega Alberto Pizzoferrato, che parlerà di subappalti e contratto collettivo unico di filiera. Sì, grazie Carlo, mi sentite? Sì, bene. Benissimo, bene. Splendido. Allora io naturalmente mi unisco ai ringraziamenti a Carlo e a Giulio per la splendida organizzazione di questo interessantissimo evento seminariale e veramente congratulazioni al Presidente, congratulazioni a Giulio per la magistrale organizzazione. Anche per diciamo recuperare leggermente i tempi, ci sono stati interventi molto belli, molto densi e articolati. Mi limiterò ad un paio di osservazioni, poi eventualmente rinviando al testo scritto ulteriori valutazioni, tanto so che ci sarà poi una pubblicazione rispetto a questi lavori. E in particolare questo paio di riflessioni riguardano i ragionamenti che conduceva Carlo Giulio all'inizio e da ultimo recuperati anche da Orsola, da ultimo ovviamente sulle questioni del conflitto sindacale collettivo all'interno delle filiere degli appalti. Perché è vero
che c'è stato un notevole livello di conflittualità dovuto a vari fattori, come ci spiegava prima Orsola, ma questo livello di conflittualità secondo me non è stato sedato nella maniera più opportuna. Cioè, pur condividendo la filosofia, la ratio, le finalità di questi progetti di imputazione della responsabilità su chi conduce la filiera, come ci diceva adesso, queste prospettive euro-unitarie molto interessanti, mi sembra che il legislatore interno non abbia lavorato altrettanto bene nella definizione di questo articolo 105 che riguarda i subappalti e che dà ingresso a questo concetto del contratto unico di filiera, come ci spiegava Orsola prima. Perché a mio avviso non ha ben lavorato? Perché ha compresso eccessivamente la libertà di organizzazione dell'impresa e la libertà sindacale, come richiamava Giulio all'inizio, di una componente della filiera che poi è l'anello debole della filiera, quindi è il subappaltatore che poi addirittura può essere anche insieme ad altri subappaltatori. Abbiamo visto che può essere spezzettato anche il subappalto, sebbene non è messo un subappalto a cascata, tuttavia uno stesso aggiudicatario può suddividere in più subappalti e quindi scaricando il costo della tutela del lavoro in maniera indebitamente, eccessivamente gravosa sulle imprese ultime, che spesso poi sono imprese che hanno anche, che dovrebbero in teoria essere salvaguardate e tutelate. Ad esempio, il nostro Presidente ci rispondeva al quesito iniziale sulle cooperative sociali. Sicuramente le cooperative sociali, sia di tipo A sia di tipo B, dovrebbero essere salvaguardate per le finalità sociali di inserimento lavorativo o per le finalità socio-assistenziali e che dall'applicazione di questa norma risultano pesantemente danneggiate ed intaccate. Ed è per questo che secondo me bisognerebbe ripensare la formulazione della norma nel senso che diceva Orsola, ma tenendo conto anche di questi valori costituzionali che sono la libertà di iniziativa economica e di impresa e la libertà sindacale. Mi spiego nel merito, questa è la mia osservazione generale. Perché dico questo? Allora, se noi andiamo a prendere questo articolo 105, questo articolo 105 nasce dall'esigenza di liberalizzare i subappalti, perché erano state delle sentenze della Corte di Giustizia che avevano censurato il nostro sistema perché non sufficientemente aperto alla concorrenza, non sufficientemente in grado di consentire agli operatori economici di partecipare al mercato in maniera libera e aperta. Ed in particolare quello che era stato oggetto di osservazione era il limite al 20% dei ribassi che potevano essere compiuti dall'appaltatore nei confronti del subappaltatore. Non si poteva, da norma antecedente, prevedere una riduzione
dei prezzi delle prestazioni subappaltate superiori al 20% del valore del capitolato d'appalto. Questa norma è stata giudicata in contrasto con i principi generali di libertà di concorrenza e di libertà di circolazione delle attività economiche da parte della Corte di Giustizia, e di conseguenza il nostro legislatore si è dovuto adeguare, ha dovuto eliminare questo vincolo. Contestualmente ha eliminato una serie di altri vincoli. L'altro principale, adesso non sto a dilungarmi su tutti i passaggi, l'altro principale è quello che un tempo esisteva, il 51% doveva essere, o almeno il 50,001 doveva essere ad appannaggio obbligatorio dell'appaltatore, solo la restante minoritaria parte poteva essere invece subappaltata. Ora è stato ristretto, questo vale solo per gli appalti ad alta intensità di lavoro, insomma ci sono una serie di diciamo vincoli, ma complessivamente la regola generale che si è andata affermando è che dalla prevalenza si è passati alla, diciamo, alla possibilità, alla totalità come vincolo, cioè mentre prima l'appaltatore doveva fare almeno il 50%, adesso deve fare almeno una piccola quota che giustifichi la sua presenza e quindi non può subappaltare il 100% dell'attività. A fronte di questo, di questa liberalizzazione, per garantire la tenuta e per evitare l'esplosione del lavoro sommerso, irregolare, l'applicazione di contratti di variopinta natura, non solo il multiservizi, che è quello che vale per tutte le stagioni, come ci diceva Orsola prima, è stato previsto questo comma 14 che citava Orsola prima, per cui va applicato da parte del subappaltatore il trattamento economico normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, salvo i casi, ci diceva Orsola, di subappalti che riguardano aspetti marginali, secondari, totalmente diciamo complementari, ma che non riguardino, ci diceva Orsola, il core business, non abbiano una coerenza stretta con l'oggetto dell'appalto. Diciamo, che cosa allora, fin qui diciamo si può criticare, ma diciamo l'aspetto maggiormente censurabile è dato dalla coniugare questa previsione del comma 14 con l'altra previsione che invece è contenuta nel comma 9, il quale comma 9 dice che l'affidatario l'aggiudicatario, l'appaltatore, deve applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale, o meglio deve osservare integralmente il trattamento economico normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali, valido per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. Quindi è stato tagliato fuori, è stato tranciato invece l'altro profilo che era contenuto invece nell'articolo 30 del decreto 56,
che consentiva l'applicazione non solo del contratto di settore e del contratto di zona, ma anche di qualunque altro contratto collettivo il cui ambito di applicazione fosse strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. Questa previsione nell'ambito del subappalto è stata cancellata, è stata censurata. Ergo, in questo senso, si parla di contratto unico perché è un contratto imposto dalla stazione appaltante che l'aggiudicatario deve necessariamente applicare e che a cascata dovranno applicare anche i subappaltatori. Detto così e seguendo il ragionamento di Orsola, magnifico, voglio dire, garantiamo che l'impresa capofila si faccia carico, garantisca determinati standard qualitativi del servizio e contestualmente si faccia carico delle condizioni di lavoro di filiera. Peccato che non sia così, perché la realtà degli appalti pubblici è, come dicevo prima, quella di ribassi pesantissimi in termini di subappalto o di ribassi già a monte nei capitolati prestazionali che tengono già conto che un'attività sia svolta o dall'impresa leader, dall'impresa capofila, dall'impresa mandataria o dalle altre imprese mandanti. Quindi opera non solo a livello di subappalto, ma più a monte anche laddove ci sia un RTI oppure laddove ci sia un consorzio di imprese. Quindi che cosa abbiamo di fatto? Abbiamo un blocco nell'applicazione dei contratti collettivi da un lato e dall'altra parte invece abbiamo delle valorizzazioni economiche all'interno dell'appalto che sono diversificate in funzione del ruolo svolto da ciascuna impresa all'interno della filiera, quindi con marginalità di profitto ingiustificatamente differenziate. Quindi probabilmente l'applicazione di questo e la stesura di questo testo, che è condivisibile, ribadisco, andava meglio ponderata e strutturata complessivamente per evitare, a mio avviso, fenomeni di questo genere. Ed in questo senso condivido integralmente quello che diceva Orsola. Bisogna che ci sia un coinvolgimento attivo e diretto da parte delle stazioni appaltanti, che però, come faceva notare anche Orsola, facendo degli esempi drammatici del comune che citava prima, questo purtroppo non accade. Perché non accade? Perché di fatto le stazioni appaltanti sì, hanno questo dovere di vigilanza, devono verificare il DURC, ma di fatto poi qual è la sanzione? La sanzione può essere di essere chiamati in solidarietà dal lavoratore dell'ultimo anello della catena. Di fatto poi di solito non succede perché la mandataria che sistema la questione si fa carico della questione ed in ogni caso ha poi sempre diritto di ripetizione e di azione che si realizza molto facilmente perché blocca i pagamenti, evita di versare le somme dovute in forza dell'appalto sugli stati di avanzamento dei lavori, delle forniture, eccetera,
e quindi riesce poi a rientrare immediatamente di eventuali esborsi legati all'applicazione. Quindi, concludo perché non voglio tediarvi, il tema della libertà di organizzazione, di tutela del lavoro è un tema sensibile nella filiera degli appalti, che deve essere trattato con grande equilibrio, ma in cui bisogna vedere le varie componenti e vedere la componente lavoristica nell'ambito del procedimento amministrativo che poi è volto all'aggiudicazione e alla gestione degli appalti, perché diversamente si rischia semplicemente di criminalizzare certe imprese, magari di farle anche uscire dal mercato, perché le cooperative sociali stanno uscendo dal mercato a causa di questa 105 per le ragioni che dicevo, e questo a mio avviso forse non è di utilità collettiva, non è diciamo il risultato che possiamo auspicare da una riforma. Tenendo presente, e concludo, che ci faceva gli esempi Giulio dei casi in cui appunto è previsto una applicazione indiretta dei contratti collettivi, dei minimi, eccetera. Tenete conto che queste previsioni sugli appalti hanno la valenza molto più accentuata, lo diceva Carlo anche in apertura, che prevedono l'estensione non solo del trattamento economico, ma anche del trattamento normativo. Cosa tipica dell'ambito degli appalti oppure degli enti del terzo settore, ma nelle cooperative in genere questo elemento non c'è, perché sappiamo c'è l'aggancio all'articolo 36 che non riguarda gli aspetti normativi. Quindi benissimo la solidarietà, benissimo il contratto unico di filiera, benissimo la clausola sociale, purché però siamo dentro un sistema in cui la stazione appaltante svolge effettivamente un ruolo di guida e di governo del processo e garantisce condizioni di servizio analoghe e omologhe a tutti gli operatori economici che partecipano alla filiera, non che ci siano operatori economici di serie A con livelli di remunerazione di un certo tipo e operatori economici di serie B che, non rientrando nei costi, non potranno nel futuro partecipare a queste gare. Grazie, spero, appunto ci tenevo a condividere questo punto di vista mio insieme a voi. Dicevo grazie Alberto anche per il tuo intervento molto interessante, e cedo la parola a Piera Campanella, amica, collega dell'Università di Urbino, che parlerà pure di filiere fragili, tutela del lavoro e relazioni sindacali nell'agroalimentare. Grazie Piera. Grazie Presidente per la parola e grazie a tutto il team di ricerca per l'invito a parlare. Dati i tempi stretti, vorrei svolgere solo qualche riflessione e mi auspico essere utile per il proseguo della vostra attività che appunto si svolge attorno al PRIN. Intanto mi sembra che gli interventi precedenti abbiano messo davvero tanta carne al fuoco su alcuni aspetti, ci saranno delle convergenze. Da parte mia è interessante sia l'intervento di Orsola, che ha anticipato in qualche modo quantomeno il richiamo alla scelta dell'ordinamento tedesco di intervenire in maniera tranchante sugli appalti nella filiera delle carni. È anche interessante il discorso appena chiuso dal collega
collega Pizzoferrato, relativamente alla necessità di guardare la componente lavoristica nell'ambito dei rapporti business to business, che nel caso di specie della filiera agroalimentare sono rapporti tra imprese, mentre nel caso appunto citato sia da Orsola che appunto da Razzolini sia da Alberto Pizzoferrato sono invece rapporti tra stazioni appaltanti, quindi pubbliche amministrazioni e imprese private. Quindi noi siamo invece con le filiere agroalimentari nel settore privato e mi è stato chiesto appunto di ragionare attorno al possibile ruolo delle relazioni sindacali. Io penso che innanzitutto le filiere agroalimentari proiettino il sindacato, e questo è il primo dato da considerare, entro uno scenario globale, e questo sia perché le filiere agroalimentari e agroindustriali in generale sono sempre più in mano a grandi gruppi multinazionali, sono filiere lunghe che chiamano in causa in un rapporto di interdipendenza diversi paesi, sia perché oggi queste filiere sono emblema di un modello di sviluppo che sta mostrando cedimenti strutturali e che probabilmente non avrà ancora vita molto molto lunga. Questo a mio avviso è già un dato sufficiente ad offrire un'indicazione strategica al sindacato, e cioè quale? Di allargare l'orizzonte delle politiche sindacali, cioè valorizzare innanzitutto il livello sovranazionale dell'agire collettivo. La PAC sociale, gli sforzi che sono stati fatti dai nostri sindacati nazionali sotto l'ombrello del sindacato europeo hanno secondo me dato buona prova, nonostante diciamo il risultato compromissorio a cui si è arrivati evidentemente, ma rappresentano un primo passo importante a mio avviso da valorizzare. Dentro questo orizzonte più largo vanno quindi di necessità inserite le rivendicazioni specifiche afferenti a migliori condizioni di lavoro in queste filiere agroalimentari, cercando alleanze con enti collettivi di rappresentanza della società civile. Infine, allargare l'orizzonte vuol dire, a mio avviso, anche ampliare la visione dal rapporto di lavoro al mercato del lavoro, con la rivendicazione, la richiesta di interventi, investimenti pubblici cospicui sul versante della riqualificazione e del rafforzamento delle politiche attive del lavoro, combinate con efficaci strumenti di sostegno al reddito, se è vero come è vero che questo modello di sviluppo dell'agroalimentare non avrà vita molto lunga, causa la sua insostenibilità ambientale innanzitutto. Il secondo dato su cui vorrei invitare a riflettere è certamente che dà ragione dell'inserimento del mio intervento in questo webinar conclusivo del ciclo, e che purtroppo la filiera agroalimentare contribuisce ampiamente al proliferare del lavoro autonomo, e ciò nonostante le organizzazioni sindacali riescano a strappare diciamo contratti collettivi di tutto rispetto, se vogliamo, anche sul versante economico. Ricordo che il 24 maggio è stato siglato il rinnovo contrattuale del CCNL, operai agricoli e florovivaisti, che si è chiuso con un incremento del 4,7% della retribuzione da erogare in 3 tranche. E allora questo cosa vuol dire? Vuol dire che evidentemente ci sono altre dinamiche che intervengono nella filiera agroalimentare e dinamiche che purtroppo sfuggono al sindacato, su cui il sindacato non riesce a diciamo recitare un ruolo da protagonista. Sono dinamiche che il sindacato non riesce a governare. Devo dire anche che quando si chiama in causa la povertà e la filiera agroalimentare, bisogna tener conto del fatto che la povertà in questo caso si estende ben oltre il lavoro subordinato e anche autonomo, e colpisce i produttori, principalmente i produttori agricoli, che sono gli anelli deboli della catena. E quindi il lavoro povero, ma povertà di alcuni stessi anelli della catena agroalimentare. Tutta colpa della GDO, come viene immediatamente da pensare?
certamente non v'è dubbio che la parte del leone la faccia questo anello, cioè la distribuzione organizzata. Tuttavia bisogna considerare che anche questa è sottoposta a pressing ormai senza limiti, tanto più dopo l'entrata in scena dei discount appartenenti a grandi imprese multinazionali. Basti pensare alla folle corsa a cui assistiamo quotidianamente nelle nostre città verso l'apertura di nuovi punti vendita che determinano consumo di suolo, deturpamento sul piano urbanistico e quindi insostenibilità anche per le comunità, perché in linea di massima tutto questo comporta un impoverimento ambientale e secondo me anche economico delle comunità locali. Basti pensare appunto al sacrificio dei negozi di prossimità, del commercio a dettaglio. Allora io chiedo, sarebbero impensabili patti locali trainati anche dalla componente sindacale che proponessero un diverso modello della distribuzione alimentare nelle nostre città? Ecco, io credo che con un po' di visione sostenibile del futuro le cose potrebbero anche andare appunto diversamente e qui appunto il sindacato chiamo in causa nuovamente la necessità di una visione ampia del sindacato. In più, considerato che il pressing sul livello della grande distribuzione organizzata è veramente ormai senza limiti, ci si chiede in questo scenario come la grande distribuzione organizzata affronterà il tema della crisi alimentare, che poi si è seguito a quello della pandemia e che è alimentato altresì dalla siccità, dal fenomeno della grande siccità a cui stiamo appunto assistendo. Dunque Esselunga dice ai consumatori e li mette buoni, ecco, dicendo beh, noi non aumenteremo assolutamente i prezzi, ma come si fa, mi chiedo, di fronte ad un aumento delle materie prime, i mangimi, i concimi, l'energia, è l'unico costo in fondo da comprimere per poter tenere bassi identici o quasi i prezzi al consumo e la compressione del costo del lavoro. Dall'altro lato la Coop invece inaugura diciamo una strategia aziendale diversa, e cioè aumenterà i prodotti a marchio Coop a scapito negli scaffali dei suoi supermercati, a scapito dei prodotti dei grandi marchi. Questo cosa potrà determinare sulle condizioni dei lavoratori? Da un lato lavorare per la Coop, per i grandi marchi della GDO, i grandi supermercati, le grandi aziende della GDO, vuol dire lavorare nel rispetto di disciplinari di produzione che possono avere una ricaduta positiva nei confronti dei lavoratori. Dall'altro però si rafforza un meccanismo, quello di lavorare per conto della GDO, che in questo modo non è solo diciamo un anello della distribuzione, ma diventa anche un anello della produzione alimentare. Si rafforza questo meccanismo che ha reso nel tempo ancora più dipendenti economicamente i produttori. E infatti cosa succede? Che da un lato i produttori sono molto attratti dal lavorare per la GDO e poter diciamo stipulare contratti di durata che li pongono al riparo dal mercato libero e li rendono anche capaci di attrarre diciamo finanziamenti o di ottenere finanziamenti da parte delle banche. Tuttavia dobbiamo dire che le marginalità sono molto ridotte. Perché? Perché purtroppo c'è un rapporto squilibrato di potere contrattuale tra appunto la GDO e questi produttori. Purtroppo è l'ingiusto prezzo della merce a fare la differenza, e su questo ingiusto prezzo non incide purtroppo nemmeno la cosiddetta direttiva Castro, che
noi abbiamo appunto di recente approvato, quella direttiva, cioè che si pone il problema di affrontare e di perseguire, di contrastare le prassi commerciali scorrette, che peraltro alcuni protagonisti della GDO, cito il Conad per esempio, già non utilizzavano, si erano già impegnati a non utilizzare cosiddette aste a doppio ribasso e quant'altro. Ecco, non è sufficiente purtroppo nei rapporti business to business garantire solo prassi, diciamo, il contrasto a prassi commerciali scorrette, se nella misura in cui il prezzo, il rapporto, cioè il prezzo della merce resta squilibrato e quindi determina problemi nei confronti degli anelli più deboli della catena. A tutto questo si aggiungono poi delle peculiarità tutte italiane che sono legate al nostro tipo di capitalismo, e cioè il fatto che noi abbiamo una forte frammentazione di alcune filiere, cito per esempio le filiere della carne suina, dove ci sono appunto, questo perché, per quali motivi? Per appunto le caratteristiche tipiche del capitalismo italiano, piccola impresa che investe poco, che fa fatica a fare squadra e di conseguenza ci sono alcuni anelli della catena che soffrono molto. Penso per esempio nella carne suina, la lavorazione delle carni, dove noi assistiamo alla messa a punto di un sistema esasperato di appalti, e in questo sistema che si insinua il dumping salariale e anche la criminalità organizzata. Anche questa diciamo che scorrazza in tutta Europa e oltre, ma diciamo che è una nostra peculiarità, almeno nei termini diciamo dal punto di vista degli esiti, perché appunto il nostro sistema di filiera agroalimentare sostanzialmente vede una presenza diffusissima di frodi commerciali, frodi IVA, le cosiddette frodi carosello, evasioni contributive e previdenziali, violazione delle leggi sul lavoro al limite dello sfruttamento penalmente perseguito e l'assenza del rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Vedremo come la PAC sociale a questo punto, nel momento in cui entrerà in vigore, prima in senso facoltativo per gli Stati membri e poi obbligatoriamente nel 2025, riuscirà ad incidere su questo fenomeno, su cui a mio avviso c'è anche una responsabilità della politica su più versanti. Qual è la situazione delle relazioni industriali in questo contesto? Io partirei per ovvi motivi da quello che è il tema più alla page con riguardo al lavoro povero, e cioè i minimi salariali, il problema del sottosalario e del salario minimo evocato appunto dalla proposta di direttiva UE che oggi conta appunto dell'accordo politico stilato appunto nel giugno, nei primi giorni, il 6 giugno di questo anno. Diciamo che qui, come ben ha spiegato la dottrina, e cito proprio un articolo di Orsola Razzolini, il problema della direttiva UE non è tanto quello di perseguire chi o comunque incentivare a legiferare quegli stati membri che non hanno una legge, quanto invece di promuovere, valorizzare la contrattazione collettiva e piuttosto invece diciamo quel che c'è sotto traccia è piuttosto una preoccupazione nei confronti di quei paesi, specie paesi dell'est, che in realtà hanno una legge sul salario minimo, ma con importi molto bassi, anche perché non concertati sul piano sindacale. È proprio diciamo su questo versante che si sviluppa un dumping salariale e un dumping sociale di cui ha beneficiato molto tra l'altro negli anni scorsi la Germania, e quindi è questa la preoccupazione, sicché da questo punto di vista si potrebbe quasi dire che noi siamo tranquilli, nel senso che noi abbiamo la contrattazione collettiva che svolge oggi una funzione di autorità salariale. Quindi non c'è diciamo la questione, ecco, per quanto riguarda noi potrebbe dirsi piuttosto relativa. Il problema però qual è? Come bene ha spiegato appunto la dottrina che ho citato. Il problema è però che, come dimostra anche la vicenda giudiziaria che ha riguardato il contratto collettivo nazionale della vigilanza privata, la nostra contrattazione
collettiva non è in grado di garantire quel salario giusto che invece dovrebbe essere punto di riferimento, che è punto di riferimento della stessa proposta di direttiva. E quindi questo perché avviene? In particolare noi abbiamo una grande frammentazione, se guardiamo alla contrattazione collettiva, una grande frammentazione che spesso comporta effetti di dumping. Al netto, a mio avviso, della pirateria, che certo è un problema, ma a mio avviso relativo, credo che il problema sia proprio in casa confederale, dove esistono più contratti collettivi, insistono diversi contratti collettivi che si smarcano, possiamo dire, tra loro. Intanto noi, se guardiamo alla filiera agroalimentare e guardiamo alla filiera delle carni, cosa notiamo? Innanzitutto c'è una frammentazione, diversità molto grossa tra aziende e quindi lavoratori nella stessa filiera delle carni. Facciamo l'esempio di AIA, di Amadori, che appunto sono leader nel settore, diciamo, del settore e con riguardo al prodotto avicolo. Beh, qui gli operai in produzione sono operai agricoli. Perché? Perché AIA e Amadori nascono come allevamenti, come aziende di allevamenti, anche se oggi gestiscono in maniera qui sì integrata la filiera, l'intera filiera. E quindi sostanzialmente gli operai sono agricoli, sono soggetti e sottoposti ad un contratto collettivo che è quello dell'agricoltura, e il sistema viene alimentato attraverso il modello delle soccide, cioè il AIA e Amadori hanno un ampio numero di collaboratori, di societari, con la soccida che svolge una sorta di funzione di esternalizzazione analoga a quella degli appalti. Se invece guardiamo per esempio al suino e quindi ad uno qualsiasi degli impianti di lavorazione della carne suina, troviamo operai in produzione che, se va bene, sono operai alimentaristi e quindi che applicano il contratto dell'industria alimentare. Quindi una grande differenza all'interno delle filiere con riguardo ad azienda ed azienda, perché appunto i contratti collettivi a cui faccio riferimento sono estremamente diversi. La frammentazione poi si può cogliere, si può apprezzare non solo tra aziende della stessa filiera, ma anche in verticale tra i vari anelli della filiera, perché noi abbiamo l'allevamento dove diciamo domina il contratto dell'agricoltura, poi abbiamo la trasformazione e lavorazione dove c'è il contratto dell'industria alimentare, poi c'è la logistica e il trasporto e poi infine il commercio. Tra l'altro il contratto dell'agricoltura è un contratto molto particolare, dove c'è un decentramento massimo a livello provinciale, addirittura relativo anche all'aspetto salariale. Infine abbiamo anche una grossa frammentazione in orizzontale, perché in ciascuno dei settori che abbiamo citato i confederali stipulano tanti contratti collettivi e poi sempre in orizzontale una forte frammentazione in ciascuno degli anelli, perché per effetto della liberalizzazione degli appalti senza parità di trattamento si è dato luogo ad una esasperazione del modello degli appalti, specialmente degli anelli deboli della catena. Ho studiato ad esempio proprio la lavorazione e la trasformazione, sì, la lavorazione più che la trasformazione, sì, delle carni, dove appunto il sistema degli appalti dà luogo appunto alla possibilità di sostituire il famoso contratto collettivo multiservizi a il più generoso e tutelante contratto collettivo dell'industria alimentare. Sono tutti contratti stipulati dai confederali e il multiservizi evidentemente si presta a supportare un modello di business fondato sulla riduzione del costo del lavoro in appalti, tramite appalti ad alta intensità di lavoro. Che fare a questo punto di fronte a tutto questo? Mi sembra che innanzitutto c'è bisogno, per superare la frammentazione in verticale, mi sembra che ci sia bisogno di intanto ragionare in un'ottica di filiera. L'ottica della categoria e del contratto collettivo di categoria
in ciascun anello che non dialoga con l'altro, determina problemi di non poco momento. Sto studiando per esempio tutt'altro settore, che è quello del trasporto aereo, dove effettivamente i confederali sono riusciti a elaborare proprio un modello di contrattazione collettiva di filiera con una parte generale delle sezioni specifiche dedicate ai vari pezzi della filiera del trasporto aereo, handling, manutenzione, controllori di volo, eccetera. Naturalmente tutto questo, per riprendere anche il discorso che faceva il collega Recchia, richiederebbe una revisione del modello organizzativo con un'apertura di credito maggiore a livello confederale, cosa su cui effettivamente si sta ragionando da tempo. Non a caso appunto il sindacato confederale è insidiato in diverse filiere agroalimentari del nord Italia dalla presenza dei Cobas, che ragionano come sindacato dei lavoratori stranieri e sfruttati proprio in una logica intercategoriale. C'è sicuramente bisogno, su questo appunto si soffermava in apertura il collega Centamore, c'è bisogno di una revisione in senso manutentivo dei perimetri della contrattazione collettiva, proprio per evitare duplicazioni e sovrapposizioni. Io non credo che tutto questo possa essere fatto solo dal sindacato, perché il sindacato e la contrattazione possono fare molto, ma non possono fare tutto. Io credo che, ove esista la volontà politica di farlo, sia forse venuto il momento anche di un intervento legislativo, non una disciplina organica della contrattazione collettiva, non una legge organica, ma una legge di riqualificazione e sostegno reale alla contrattazione collettiva, anche perché no, a partire dal tema del salario minimo. Infine, ritengo che comunque sia necessario porre alcuni limiti diretti o indiretti al sistema degli appalti, limiti che le clausole contrattuali pur esistenti sul divieto di appalto di certe lavorazioni non sono riuscite a garantire per la scarsa giustiziabilità di queste clausole, su cui della cui natura si può discutere, natura obbligatoria probabilmente, non invece normativa o forse mista. Ecco, e ricordo ancora, insieme ad Orsola che mi ha anticipato su questo punto, che in Germania questo è stato fatto. Cioè in Germania dal 1° gennaio 2021 c'è stata la legge, ha proibito in maniera appunto secca l'appalto e il ricorso ad agenzie per il lavoro all'interno del settore della carne. Lo ha fatto, badate bene, nell'ambito di una legge che riguarda la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, anche perché il sistema degli appalti aveva determinato una forte esplosione della pandemia da Covid-19 nei grandi stabilimenti tedeschi di lavorazione delle carni. E quindi da qui, peraltro, devo segnalare... Scusami, Chiudo subito e dico solo che questo intervento è stato molto positivo per la stessa contrattazione collettiva, perché il sindacato del settore è riuscito ad ottenere un accordo, a chiudere un accordo storico in qualche misura sull'innalzamento del salario minimo a livello di tutto il settore carni, con un salario che si aggirerà nel 2023 mi sembra attorno ai 13,5 euro. Non aggiungo altro perché vi ho sottratto anche del tempo e sono stata richiamata giustamente dal Presidente, e ringrazio ancora per l'attenzione e per l'invito a parlare. Grazie Piera, ma possiamo guadagnare una decina di minuti, abbiamo ancora 2 interventi importanti di Olivia Bonardi sui limiti e potenzialità della contrattazione collettiva nel contrasto al lavoro povero nel settore logistico. Olivia, grazie, ti cedo immediatamente la parola. Grazie, spero che mi sentiate, altrimenti interrompetemi subito. Cercherò di essere schematica e di sintetizzare una serie di questioni che sono molto ampie, perché il settore della logistica anzitutto è un settore particolare. Parliamo di 1200 addetti stimati in Italia con un 9% del PIL. Un settore costantemente in crescita, lo abbiamo visto anche durante la pandemia,
è un settore che non si ferma. Un settore in evoluzione che riguarda soprattutto la struttura imprenditoriale. Noi siamo passati da un sistema che pure persiste, di piccole imprese, di produzione in generale, non logistica intendo, organizzate su base distrettuale, che si è sempre disinteressata della logistica, utilizzando la prassi del franco fabbrica, che è una peculiarità italiana, a un sistema in cui i grandi player stanno, diciamo, prendendo decisamente il sopravvento. Ma questo avviene comunque in un ambito di un grande decentramento. È un settore, tramite il sistema degli appalti, poi ci torno ovviamente, che si caratterizza anche per alcuni paradossi. Uno lo dico subito: una grandissima ricerca di professionalità, soprattutto altamente qualificate, con grandi innovazioni tecnologiche. Ricordiamo tutti il braccialetto di Amazon, ma parliamo anche dei camion che si guidano da soli, dell'uso dei droni nella consegna dei beni, quindi altissima attenzione, altissimo uso delle nuove tecnologie, anzi uno dei settori in cui queste si sperimentano maggiormente, che coesistono però con un sistema di sfruttamento, un sistema di impiego che è di manodopera che è prevalentemente maschile, molto etnicizzata, con un fenomeno di forme di anche caporalato etnico, dove io non lo chiamerei neanche caporale, perché succede che il caporale è anche il leader dell'azione sindacale dei lavoratori e svolge tutta una serie di funzioni diverse, oltre a quelle tipiche del caporale, insomma. E con un fenomeno di cooperative spurie che però viene segnalato in regressione, soprattutto con la scelta da parte dei grandi player di non ricorrere più alle cooperative ma alle SRL, questo per risolvere almeno una parte dei problemi connessi a una legalità, a un problema di legalità che non riguarda solo lo sfruttamento del lavoro, ma è di carattere più ampio. Detto questo 1.200.000 addetti presenta alti tassi di povertà e alti tassi di sfruttamento. Cercherò di capire un po' le ragioni. Partiamo dalla contrattazione collettiva. Se guardiamo i database del CNEL, troviamo una settantina di contratti collettivi di trasporto e logistica, e poi però forse non sono gli unici, perché gran parte delle problematiche derivano, anche qui come diceva Pera Campanella, dall'applicazione di altri contratti collettivi spesso interconfederali, penso al commercio e al multiservizi in primo luogo. Il contratto leader della logistica copre 470.000 addetti, e quindi il fenomeno di low shopping, che pure è segnalato dagli stessi sindacalisti del settore, di rappresentanti, diciamo, i segretari delle federazioni, esiste, e su questo ci torno. Dico subito però che il contratto collettivo della logistica qualche cosa ha cercato di innovare, e il prezzo però è stato carissimo, incide anche sulla povertà del lavoro. Le novità più significative ci sono nella tornata contrattuale del 2017, l'ultima del 2021 ha previsto un rinnovo solo economico, sul livello più basso parliamo di 90 euro spalmati da qui al 2024, con però anche un bonus di 230 euro a compensazione dei ritardi del rinnovo. Oltre agli aumenti, questo contratto ha rivisto le professionalità, è il primo contratto che ha regolato i riders, per esempio, e questo è avvenuto però in cambio di una flessibilità oraria che si è fatta molto sentire. E da qui veniamo agli elementi che determinano la povertà salariale, che a mio avviso non è tanto sul minimo, ma sul pluralismo contrattuale che avviene soprattutto nei cambi appalti, e quindi nel passaggio da un contratto collettivo all'altro in competizione, confederali e non confederali, un altissimo tasso di ineffettività nell'applicazione della normativa al di là dei minimi, l'adozione
da parte dei grandi player delle cosiddette exit strategies. Sergio Bologna fa l'esempio classico del caso in cui, ma possiamo replicare a livello nazionale infinite volte, i lavoratori di Amazon tedeschi scioperano e Amazon non fa una piega perché tanto le merci in quel giorno in cui c'è lo sciopero arrivano dalla Polonia. Invece di negoziare si sposta la produzione, l'attività su un altro stabilimento, e questo è un elemento. Un altro elemento fondamentale è quello relativo alla diffusione del furto, quello che io chiamerei furto del tempo, e al lavoro precario. Il settore si caratterizza per il fenomeno del benching, i lavoratori stanno benching da panchina, seduti in panchina ad aspettare di essere chiamati, quindi con una disponibilità al lavoro che chiaramente non è mai retribuita, con la diffusione e la qualificazione del lavoro come lavoro discontinuo, quello dei trasportatori, dei drivers, quelli che arrivano con i furgoni sono qualificati come lavoratori discontinui, per cui non tutto il tempo è considerato tempo di lavoro, anche se la rivendicazione sindacale è chiaramente quella di superare questo elemento, perché i tempi di saturazione dell'attività lavorativa delle persone sono altissimi, e con l'esclusione di tutta una serie di attività dalla nozione di orario di lavoro. Anche se ha pochi, diciamo, si applica a pochi soggetti, parliamo di 1300, ma la cosa è significativa perché poi la stessa cosa si replica sistematicamente a livello aziendale, a prescindere da contratto collettivo applicato. Tutta una serie di attività non sono considerate orario di lavoro, dai briefing alla gestione di tutte le attività amministrative e burocratiche. Queste sono fuori dall'orario, si fanno dopo, e quindi questo incide chiaramente poi sul livello, sulla proporzione salario e tempo in modo significativo. Il settore si caratterizza a livello globale per la diffusione del lavoro precario. Lo strumento principale a livello globale utilizzato è la somministrazione di lavoro. Nel nostro paese questo è abbastanza sostituito dal ricorso alle cooperative di lavoro, quindi con uno schema giuridico diverso. Sono diffusissimi anche il contratto a termine, e sia per contratto a termine sia per somministrazione abbiamo delle grandissime violazioni delle clausole contrattuali di contingentamento che non sono rispettate. È andato più volte sui giornali sempre Amazon per questo elemento. E poi abbiamo, che un po' può stupire, una diffusione notevole del lavoro part-time che lascia presagire e intuire la sussistenza di ampie pratiche di lavoro nero, lavoro grigio, insomma, si inquadra come part-time ma poi si lavora a tempo pieno. Da ultimo, sempre la tornata del 2017 ha rimosso il divieto di lavoro a chiamata, quindi ci si potrà aspettare anche delle novità da questo punto di vista. Se queste sono le cause principali, potrei non dilungarmi, ma dette proprio chiaramente in termini brevi, della povertà del lavoro in questo settore, che pure è un settore ricco e in crescita, la strategia sindacale ha cercato di nucleare delle risposte che qui, dati i tempi, mi limito un po' a diciamo, dire sinteticamente. Il primo è l'allargamento del perimetro contrattuale e si cerca di arrivare a una negoziazione di filiera, come ha già spiegato Piera Campanella. Le stesse strategie le ritroviamo qui e si riproducono, quindi non entro nel merito. Il secondo tentativo, soprattutto sempre nella tornata del 2017, è quello di regolare la filiera attraverso i limiti all'appalto, che si realizzano soprattutto attraverso non solo l'obbligo di applicazione dello stesso contratto collettivo, ma anche l'introduzione, questo è a mio avviso un dato interessante, anche se poi andrebbe meglio approfondito per alcuni versi, di un sistema di qualificazione delle imprese, cioè la committenza deve appaltare soltanto imprese che abbiano il DURC, che abbiano mezzi, attrezzature e risorse finanziarie adeguate,
in regola sul piano fiscale e contributivo, e si prevede anche, questo forse è il sistema più interessante, ma quello che appunto andrebbe più approfondito perché non è chiaro bene come venga applicato, un sistema di rating delle imprese che devono ottenere una certificazione ogni 6 mesi. Non sono riuscita a capire che tipo di certificazione è. Non è quella che viene rilasciata dall'autorità garante della concorrenza del mercato, che si applica solo alle imprese che hanno fatturato di più di 2 milioni di euro, e quindi sarebbe bene magari rivedere questa normativa da un punto di vista generale, ma questo è un sistema importante. Aggiungo solo che il settore, in particolare per quanto riguarda i trasporti, soffre di 2 significative esclusioni dalla responsabilità solidale degli appalti, perché il contratto di trasporto non è qualificato appalto, a meno che non siano contratti continuativi, allora la responsabilità si applica, ma ovviamente poi bisogna andare a giocarsela nelle vertenze questa applicazione, e anche dalle norme in materia di sicurezza sul lavoro, che escludono in buona parte i servizi di trasporto e consegna merci. L'altra tecnica di tutela utilizzata è quella di introdurre una durata minima della prestazione. Per esempio, per il lavoro di magazzino è previsto 6 ore e 30, rinvio a Federico Martelloni l'analisi relativa alla nuova figura dei rider. E questi sono fondamentalmente gli strumenti principali. L'altro, non l'ho detto prima, me lo sono perso perché ho l'ansia di fare in fretta, è il divieto di subappalti, che è stato introdotto anche questo nelle tornate più recenti, e che però soffre il limite della sua non applicabilità nei confronti dei consorzi, e sappiamo benissimo che uno dei modi principali per eludere gli adempimenti contributivi e fiscali da parte delle cooperative, che pure sono un fenomeno in parte in regressione, ma ovviamente il vecchio coesiste sempre col nuovo. Dicevo, il giochino è quello di affidare l'appalto al consorzio, il consorzio affida alla cooperativa, la cooperativa nasce e muore in 2 anni, non paga niente, con il sistema delle false fatturazioni tra cooperativa e consorzio, e il consorzio si tiene diciamo sostanzialmente pulito, e questo è c'è qui, c'è nel settore dell'agricoltura, ed è un fenomeno diffusissimo. Per concludere, un tema di carattere generale che attiene a mio avviso anche all'ineffettività delle norme della contrattazione collettiva è quello che riguarda il paradosso di questo settore. Il contratto di Fit e Wilt è il contratto leader, copre, ho già detto, 470.000 persone, ma in realtà c'è una difficoltà del sindacato ad entrare nei luoghi di lavoro. È storica quella di Amazon, ma è presente anche negli altri, tra gli altri grandi player, nelle grandi e nelle piccole imprese. Il conflitto è fondamentalmente portato avanti dai sindacati di base, e la rivendicazione è anche quella dell'applicazione del contratto confederale, quindi c'è una difficoltà relativa anche alle relazioni, diciamo, ai temi della rappresentanza, che forse andrebbe approfondita e analizzata. Ovviamente qui ci muoviamo nell'ambito della libertà sindacale, quindi è più difficile pensare a una risposta legislativa, ma il tema forse andrebbe in qualche modo affrontato. E chiudo qui perché il tempo stringe e so che altri devono parlare. Grazie. Olivia, grazie. Davvero, sia per il contenuto dell'intervento sia per il rispetto dei tempi. Sappiamo benissimo che i webinar impongono anche un ritmo molto serrato. Chiudiamo con Federico Martelloni, amico, collega all'Università di Bologna, le relazioni sindacali pericolose nel settore del food delivery. Visti i tempi, Federico, comunque un quarto d'ora hai diritto di prendertelo tutto, sforiamo un attimo e fin d'ora comunque porgo a tutti i saluti, i miei ringraziamenti. Sarai tu quindi, chiudendo il discorso, a salutare tutti di nuovo. Grazie.
Grazie infinite per l'invito e grazie infinite al Presidente per la parola. Anticipo di essere molto favorito in questo intervento da alcune delle relazioni degli interventi che mi hanno preceduto, soprattutto l'ultimo di Olivia Bonardi, che peraltro condivido nel merito. Dunque, perché ho qualificato come pericolose le relazioni sindacali nel settore del food delivery e perché gli organizzatori di questa interessantissima, devo dire, sessione di studi hanno ritenuto utile, per quel che pare a me ovviamente, ritagliare uno spazio per questo microsettore nell'economia di una riflessione collettiva su pluralismo contrattuale e retribuzioni minime. Mi pare corretto provare a rispondere innanzitutto a questa seconda domanda con una risposta che dovrebbe consentirmi di iscrivere il breve ragionamento che mi accingo a svolgere nel contesto delle riflessioni che si sono fino ad adesso dispiegate. Nel settore del food delivery c'è indiscutibilmente un problema di minimi di trattamento economico, quanto e forse persino più di quel che accade in alcuni dei contesti problematici, nelle filiere fragili di cui abbiamo discusso questo pomeriggio. Non c'è però all'oggi pluralismo contrattuale collettivo. Questa assenza di pluralismo contrattuale è tuttavia in certa misura soltanto apparente, come sanno tutti coloro che stanno ascoltando, e in altra misura è immensamente problematica, tanto da consentirci di parlare, a mio sommesso avviso, di relazioni sindacali pericolose, per l'appunto. Nello specifico settore del food delivery esiste dal 15 settembre del 2020 un solo contratto collettivo nazionale che alcuni hanno salutato talvolta anche con entusiasmo come il primo contratto collettivo che disciplina il rapporto di lavoro dei ciclofattorini impegnati nella consegna di cibo a domicilio. Anche autori molto autorevoli, Pietro Ichino per dirne una, ha parlato del contratto a Sodelivery UGL come l'atto di nascita di una nuova categoria sindacale che si stacca dal settore coperto dal CCNL, logistica, trasporto, merci e spedizioni, e che all'oggi, cioè quando era stato stipulato, c'era solo quello, e questo, diciamo, non era poco vista l'alternativa del nulla. Si tratta di un accordo che regola programmaticamente contratti di lavoro autonomo e che altrettanto programmaticamente si presenta come accordo ex articolo 2,2 del decreto legislativo 81 del 2015 ed ex articolo 47 quater del medesimo decreto legislativo, ossia, per essere molto sintetici e anche un po' grossolani, me lo perdonerete, un accordo idoneo a integrare i requisiti richiesti dalla legge per derogare, anche se impegno un termine in modo non rigorosissimo, derogare il trattamento che sarebbe spettante ai collaboratori eteroorganizzati in assenza di un tale CCNL. Di questo accordo si è detto e si è scritto molto, sicché vista l'ora io eviterei di tediarvi con osservazioni di merito sui contenuti dell'accordo, preferendo di provare a scavare nei problemi che stanno, a mio giudizio, a monte del contratto del 2020 e che sono elementi che, a mio giudizio, hanno contribuito a determinare la pericolosità di queste relazioni sindacali nel settore del food delivery. E poi, in ultimo, se resta tempo, magari proverei a ipotizzare qualche scenario futuro che possa ridurre o addirittura scongiurare questa pericolosità. Procedo per punti molto schematicamente. Ecco, io credo che come primo punto sia doveroso segnalare, almeno nell'arco del primo biennio in cui, diciamo, sono emersi agli onori della cronaca i ciclofattorini, le loro esigenze, il loro deficit di tutela, cioè nel biennio 2017-2018 per essere chiari, credo che nell'arco di quel primo periodo siano emersi alcuni limiti del sindacato confederale nel settore del food delivery.
Ne ho individuati 4, un po' schematicamente. Il primo è persino banale, è molto noto, è il bassissimo tasso di affiliazione sindacale in quel settore, diciamo estremamente volatile. In secondo luogo, una bassissima presenza del sindacato confederale nelle vertenze anche giudiziarie, anche relative alla tutela individuale dei ciclofattorini impegnati nella consegna del cibo a domicilio, la vicenda molto nota e molto studiata dai giuslavoristi del caso Foodora ha avuto un'assistenza legale estranea, diciamo, al novero delle confederazioni. In terzo luogo, qui rischio qualcosa e me ne scuso, forse un pizzico di supponenza da parte del sindacato confederale che in qualche congiuntura è parso ritenere sufficiente un aggiornamento del CCNL della logistica con espressa previsione della figura dei rider, illudendosi di poter così attrarre la regolamentazione dei relativi rapporti nell'ambito del contratto nazionale merci e logistica. Ricordo, diciamo, che il rider è figura espressamente contemplata dalla integrazione del luglio del 2018 al contratto logistica, trasporto merci e spedizioni sottoscritto da una ventina di organizzazioni datoriali, oltre che da Filt CGL, Filt CISL e Will Trasporti, con un campo di applicazione molto molto esteso. In quarto luogo, io a ciò aggiungerei una questione organizzativa, forse secondaria, ma a mio giudizio indicativa della solo parziale preparazione delle strutture sindacali ad affrontare il problema del tipo di presenza sindacale nella cosiddetta gig economy. Pur a fronte di un basso, se non bassissimo tasso di sindacalizzazione dei rider, l'organizzazione che più si è spesa nelle vertenze anche giudiziarie dell'ultimo biennio, la CGL, ha iscritto i rider a 3 diverse confederazioni, e cioè alla Filt, il sindacato dei trasporti, alla Filcams, il sindacato, diciamo, del commercio, e al NIDIL, il sindacato degli atipici, nuove identità di lavoro. Il secondo elemento da considerare, almeno in parte conseguenziale alle osservazioni svolte, riguarda i soggetti sindacali che sono nati sul fronte dei lavoratori. Esperienze di sindacalismo informale nel settore del food delivery hanno attraversato tutto il nord produttivo del paese, mi riferisco a Riders Union Bologna, Roma, Firenze e poi Napoli, a Deliverance Milano, a Deliverance Project Torino, cioè una serie di organizzazioni sindacali informali, sindacati di base semispontanei e poco organizzati, nessuno con le caratteristiche della associazione sindacale, che in una prima fase hanno anche avuto qualche frizione con il sindacalismo confederale. Terzo aspetto, originaria assenza di una rappresentanza datoriale nel settore di riferimento. Multinazionali che adottano, ove possibile, modelli di business e modelli negoziali omogenei non si costituiscono in una rappresentanza, salvo che non siano obbligati a fare scelte diverse. So benissimo che in Italia esiste Asso Delivery, associazione che rappresenta, diciamo, l'industria italiana del food delivery, alla quale aderiscono quasi tutti, Deliveroo, Glovo, Just Eat, inizialmente Social Food, Uber Eats, ma, diciamo, è questa associazione un'associazione nata in risposta all'attività istituzionale del governo, che l'ha ripetutamente convocata a partire dal 2018 a tavoli ministeriali, e a un certo punto, diciamo, le grandi piattaforme si sono rese conto della opportunità / necessità di fare questa operazione. Si tratta di un'associazione che ha sempre osteggiato una disciplina legislativa dei rapporti di lavoro dei ciclofattorini, insistendo non soltanto sulla natura genuinamente autonoma dei relativi rapporti, ma anche sulla insostenibilità di retribuzioni minime legate al tempo, così come sull'impossibilità di garantire diritti legati alla durevolezza del rapporto, ma non torno sulle questioni che ha affrontato Olivia. Come è noto, per inverare una narrazione che rappresentasse i rider come diciamo
affini a questa lettura del processo produttivo, a questa visione del rapporto, è nato il Sindacato Nazionale Autonomo dei Rider, poi divenuto UGL Rider alla vigilia della sottoscrizione del contratto di cui sappiamo. Non ha senso qui raccontare alcunché, vorrei limitarmi a segnalare una fase in cui si sono sviluppati dei rapporti di natura diversa e più interessante, a mio sommesso avviso, tra sindacalismo informale, rappresentativo dei lavoratori dei contesti metropolitani, e organizzazioni sindacali tradizionali, sindacalismo confederale. Segnalo un primo episodio che io ho giudicato molto interessante al tempo e che mi sembra utile ricordare adesso. Riders Union Bologna, cioè il sindacato bolognese che ha sottoscritto la Carta dei diritti dei lavoratori digitali il 31 maggio del 2018, stipulando sostanzialmente un contratto territoriale cui hanno aderito anche SNIAM e MyMenu, due piattaforme significative a livello cittadino, ha visto un processo che a me pare giusto sottolineare. Per un verso i sindacati confederali, che pure hanno sottoscritto la carta, nel processo di negoziazione hanno rispettato e favorito il protagonismo di Riders Union Bologna, cioè di questo piccolo sindacato informale che a livello del contesto metropolitano era però rappresentativo, diciamo, quanto e più dei confederali. Nel contenuto della negoziazione, tuttavia, il sindacato informale ha convenuto sul riconoscimento del ruolo di autorità salariale ai sindacati confederali e quindi non ha provato a metter becco sul tema salariale, convenendo e anzi producendo, diciamo, con una sua proposta una disposizione che faceva richiamo ai minimi tabellari del contratto collettivo affine, cioè sostanzialmente merci e logistica, per l'individuazione della remunerazione dei rider. Secondo aspetto, sul fronte della rappresentanza nei luoghi di lavoro è accaduto qualcosa di similare, diciamo, a questo meccanismo di mutuo riconoscimento, in particolare da parte di due sigle sindacali confederali, e cioè la CGIL e la UIL. La CGIL e la UIL hanno sostanzialmente adottato, per così dire, esponenti del sindacalismo informale, facendoli rappresentanti anche aziendali delle confederazioni storiche che hanno accesso ai privilegi e alle prerogative del titolo terzo. Tuttavia questa partita è avvenuta sostanzialmente per cooptazione, diciamo col meccanismo della doppia tessera, per così dire. Forse sarebbe stato utile assumere una postura analoga a quella che il sindacato confederale assunse, lo racconta Federico Mancini in un libro, diciamo, molto bello, all'indomani della sottoscrizione dello statuto, quando il sindacato, diciamo, rispondente ai requisiti del 19 lettera A sostanzialmente prestò le proprie infrastrutture sindacali ai consigli dei delegati che si erano sviluppati nelle fabbriche, senza sovraesporsi e cannibalizzare quelle esperienze di rappresentanza. Sul versante giudiziario, i sindacati nazionali hanno messo in campo una molteplicità di azioni collettive. Qui il grande protagonista è stato, devo dire, la CGIL, e in ordine a questo elemento mi pare che ciò debba stupire meno di quanto stupisce. Tanto più i singoli sono volatili e ricattabili, come avviene nel mondo della gig economy in generale, del food delivery in particolare, tanto più è utile e opportuna l'azione giudiziaria di tipo collettivo. Badate, non si è trattato soltanto di ricorsi ex articolo 28, si è trattato anche di ricorsi collettivi con rito antidiscriminatorio, da ultimo persino class action. C'è un ultimo aspetto, e poi chiudo perché il mio tempo è prossimo a scadere. Se diciamo, si potesse
manutenere una disposizione ordinamentale in piccola misura, ecco, forse per evitare relazioni sindacali pericolose bisognerebbe metter mano all'articolo 2,2. Si dirà che il richiamo ai sindacati comparativamente più rappresentativi è garanzia sufficiente di un filtro serio rispetto all'ipotesi di una negoziazione nazionale di carattere derogatorio. Tuttavia, diciamo, a me parrebbe utile che si cristallizzasse in norma una interpretazione che una parte della dottrina giuslavoristica ha avanzato, che l'ufficio legislativo del Ministero ha fatto propria, relativa ai soggetti titolati a chiudere un contratto ex articolo 2,2. Banalmente, a me pare opportuno che sia precisato l'ambito nel quale va apprezzata la maggiore rappresentatività comparata. E visto che l'articolo 2,2 autorizza un taglio dettato da specifiche esigenze del settore, a me pare che i soggetti idonei ad avvertire esigenze specifiche siano i soggetti rappresentativi nel più ampio settore nel quale si opera il ritaglio. Se così fosse stato, chiaramente si sarebbero evitate operazioni che hanno rasentato, qualche giudice l'ha detto, la natura piratesca della contrattazione, ma che senz'altro sono state avventure di carattere corsaro. Molte grazie e chiudo qui perché ho finito il mio tempo. Bene. Di nuovo grazie a tutti davvero sentitamente. Siete stati tutti bravissimi e credo che l'obiettivo sia stato raggiunto. Poi confidiamo di poter raccogliere nel volume i vostri contributi.